Eccoci nuovamente in studio, in diretta con la nostra edizione straordinaria che prosegue ormai da 5 giorni, da 6 giorni questa sera, proprio per raccontarvi l'emergenza coronavirus, tutti gli aggiornamenti, le novità. Abbiamo sentito poco fa dal Presidente Zaia circa la riapertura delle scuole. Entro oggi si dovrebbe sapere con ufficialità, quindi se gli istituti scolastici della nostra regione potranno effettivamente essere riaperti il lunedì mattina, così come si sta dicendo ufficiosamente da ieri pomeriggio. E poi stavamo parlando delle misure richieste dall'economia del territorio per fronteggiare questa nuova mazzata che è arrivata davvero improvvisa ed inaspettata all'economia appunto del territorio. Interventi rapidi ed urgenti sono quelli che vengono chiesti. Una prima risposta, lo dicevamo poco fa, è arrivata con il decreto legge che verrà affrontato proprio questa sera dal Consiglio dei Ministri e che prevede sostanzialmente quelle misure che erano state prese per il centro Italia quando ci fu il terremoto, quindi accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gratuito con priorità e con il massimo delle garanzie consentite. Questa è la prima bozza che appunto circola proprio in questi minuti e che arriverà appunto al Consiglio dei Ministri questa sera. È sempre in tema di difficoltà delle aziende, ritorniamo nel padovano, in particolare le difficoltà ovviamente le sappiamo, sono quelle per l'area dei Colli Euganei, le stiamo raccontando da giorni. Dal sindaco di Rovolon, Maria Elena Sinigaglia, è partita un'idea che stanno mettendo a punto con tutti gli amministratori del territorio proprio per sostenere un'economia che in questo momento si trova in difficoltà. Vediamo di cosa si tratta. Strade deserte a Rovolon, uno dei comuni dei Colli Euganei confinanti con Vo. Nessuno per strada, nessuno nei ristoranti, negli agriturismi, neppure nei negozi. Qualcosa si muove, ma dagli amministratori arriva una proposta. La percezione, secondo me, dell'emergenza sanitaria si è assestata. Diciamo che le persone sono più tranquille, insomma, perché hanno capito forse di più con l'informazione e la dimensione del problema di tipo sanitario. Però purtroppo c'è ancora paura di uscire di casa e questo è riscontrato purtroppo molto pesantemente dalle aziende del nostro territorio. In questo senso ci stiamo muovendo come amministratori del territorio per non solo chiedere che il governo stanzi dei fondi, dei contributi, degli aiuti economici doverosi alle aziende, ma ci stiamo muovendo anche per bloccare il danno, perché qui non si tratta solo di risarcire il danno, ma se si può, insomma, di contenerlo, di arginarlo. Per cui ci stiamo muovendo con un progetto che è proprio in fase embrionale in questo momento. Il progetto consiste nel coinvolgere le attività di ristorazione, le attività alberghiere, ma anche in generale tutti coloro che si sentono danneggiati da questo periodo, da questo momento complicato dovuto a questa ondata, insomma, di negatività a livello economico, perché la gente non esce e non spende e con conseguenze veramente terribili nella nostra economia. Stiamo cercando di incentivarli a mettere a disposizione online, in maniera che la gente non abbia paura di nessun contagio, online buoni da spendere entro l'anno 2020. Così, se un ristorante di Rovolon vende online un buono per un pranzo dico a caso 20 euro al posto che 30 euro, per incentivare, le persone acquistano questo buono, lo possono spendere entro l'anno, quindi hanno tutto il tempo che vogliono per spenderlo, e in questo modo danno respiro, danno liquidità ai nostri ristoratori, alle nostre attività economiche, ai nostri alberghi, ai nostri negozi, a tutti coloro che si sentono danneggiati. È un po' un'idea nata, diciamo, copiando dal Black Friday, che so che è nato proprio per ovviare a un periodo di calo negli acquisti, e speriamo che questo possa dare grande slancio, che magari possa anche dare coraggio, far capire agli italiani che in questo momento noi stiamo vivendo un periodo molto difficile, e con lo spirito di solidarietà che in queste occasioni normalmente gli italiani dimostrano, speriamo che si riesca a far ripartire e a dare coraggio alle nostre attività.
nuovamente in studio con questa edizione speciale dei nostri telegiornali per seguire in diretta tutti gli aggiornamenti relativi al coronavirus. Qui con me intanto mi ha raggiunto in studio il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Buongiorno Marta, buongiorno, grazie. Noi seguiremo grazie. anche per l'intera giornata di oggi, appunto è previsto in teoria l'arrivo ancora del governatore Luca Zaia questa sera per fare il punto, anche perché è una giornata fondamentale, probabilmente avremo delle novità importanti. Mi sembra di capire da quello che abbiamo visto e seguito fino a questo momento che intanto le parole di Mario Conte pronunciate qui con te siano da sottolineare, il fatto che questa regione si arrabbi anche con i vertici, per esempio, dell'Associazione Nazionale dei Comuni in Italia, perché nessuna telefonata sia arrivata al presidente dell'ANCI, cioè dell'Associazione dei Comuni del Veneto, dal presidente nazionale De Caro. È un'assurdità, cioè che almeno chiedesse a questa regione come state, di cosa c'è bisogno prima di pensare di levare ulteriori poteri in competenza ai sindaci, all'appello che ha fatto De Caro al governo. Assurdo, almeno prima si sinceri di qual è la situazione reale, la condizione di questa regione che risponde prontamente a questa emergenza. E la seconda, che io sottolineerei ancora, che ha detto nella lunga diretta già di questa mattina, il virologo, cioè uno dei massimi esperti nel nostro paese, che è Palù, che ha di fatto lanciato un timido appello di riapertura, cioè lui ha detto: a mio parere le scuole si potrebbero riaprire, e credo che sia un segnale molto importante anche da dare alla popolazione, perché se avessimo avuto un contagio, come abbiamo raccontato venerdì scorso, e mai più, allora aspettavamo 14 giorni, ma siccome dell'isolamento, ma siccome se ne stanno verificando altri, affronteremo questa influenza molto forte nel tempo, ma averle chiuse o aperte cambia poco. Insomma, mi sembra di capire che questo sia un po' il senso, soprattutto perché Luca Zaia, sempre a questo studio, ha ribadito in questi giorni come saranno gli esperti a dirci che cosa fare. Certo, infatti tra l'altro mi pare sia stata anche già preparata eventualmente per chi si fosse collegato in questi minuti l'intervista al professor Palù, perché ha dato anche delle indicazioni estremamente interessanti per i nostri telespettatori relativamente proprio alle modalità di andamento di questa epidemia che ha investito il nostro territorio, ed è importante che appunto a darle sia stato proprio uno dei massimi esperti nel nostro paese in questa materia, per cui vorrei pregare la regia, se è possibile, di mandare in onda l'intervista al professor Palù, appunto con queste notizie, con queste informazioni che vengono date in particolare anche alle mamme, perché bisogna dirlo che in questi giorni, insomma da ieri pomeriggio, nelle chat di tutti i genitori, delle mamme, delle scuole, c'è grandissimo movimento, con anche una apprensione, proprio perché ovviamente si sa che la scuola, no, è il primo emblema, no, di una situazione di difficoltà, tant'è che appunto sono state le prime ad essere state chiuse la settimana scorsa. Per cui è possibile riavere l'intervista al professor Palù? È vero, siamo diventati un paese di virologi. Glielo dico io che ho presieduto la società italiana per tanti anni, è un'anagrafe precisa. Qua sono virologi o sedicenti tali coloro che non hanno. Sono leggermente in disaccordo, se mi permette, con il sindaco per quanto riguarda la parte concernente il suo quesito, cioè il terrore o il panico, chiamerei, non lo hanno diffuso i cittadini, è stata un'isteria collettiva dei mass media, della comunicazione, che ci ha bombardato dall'inizio, scambiandoci per scoperta quello che era l'isolamento di un virus già isolato e identificato dai cinesi, fatto a Roma, con premi al ministro. L'isteria poi si è dilagata su un non valore che era la discriminazione nei cinesi che venivano dall'epicentro, quindi dal focolaio. Quindi tutti parlano 24 ore su 24 di coronavirus, ne parlano sedicenti virologi, ne parlano su breast televisive, lodevoli per caratteristiche morfologiche e estetiche, ma non per conoscenza, ne parlano i non esperti. La comunicazione in Italia, diversamente dagli altri paesi, non è data agli esperti, a tutti. Non è la democrazia che fa una buona informazione. L'informazione va fatta con le notizie vere. Allora,
come stavo dicendo, io mi vorrei mettere anche in quarantena, perché ormai ce lo sta dicendo il virus cosa succederà, ce lo dirà nelle prossime settimane. In Cina sembra che l'epidemia si stia spegnendo, in Corea sta aumentando in maniera lineare, ma la mortalità è dello 0,8%. In Italia si è parlato, anche Ricciardi, che è un famoso epidemiologo, persona rispettabile, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, delegato all'AMS, ha detto che i focolai veneti e lombardi sono collegati, l'avrà detto su base epidemiologica, ma posso dirvi da virologo che questo lo potremo con certezza fermare solamente quando isoleremo il virus a Padova e, confrontato con quello di Milano, ne analizzeremo la sequenza per dire se è una diffusione autoctona dallo stesso focolaio o da un altro. Sicuramente questo virus circolava da mesi prima in Cina ed è stato esportato, quindi non l'abbiamo ancora visto tutto. Sappiamo che c'è un'epidemia di influenza in Germania, ma in Germania stanno facendo i test solo alle persone sintomatiche, come ho anche suggerito al Presidente Zaia, perché queste sono indicazioni scientifiche, si fa ai sintomatici o lo si fa nei focolai del contagio per rintracciare quello che è stato il contagio, quindi i portatori, ma non si fa indiscriminatamente a tutti. Quindi poi c'è stata la rincorsa a chi era più bravo e abbiamo danneggiato un paese. Siamo arrivati all'assurdo che oggi paesi come El Salvador, l'Iraq ci pongono in quarantena, non ci permettono l'accesso, e il paradosso assoluto è la notizia di oggi che addirittura i cinesi non ci mettono in quarantena. Ecco sì, infatti l'abbiamo sentito questo, i cinesi mettono gli italiani in quarantena, una situazione quasi paradossale quella che si è verificata nelle ultime ore, nel senso che ora i cinesi tra virgolette del mondo siamo noi, no Ferdinando? Ci mettono in quarantena, che... difficoltà per chi esce o entra nel nostro paese. Peraltro, come ci diceva Lucio Zanato nel primo collegamento che abbiamo fatto proprio in apertura di questa edizione straordinaria da Treviso, ci sono numerosi lavoratori stagionali, per esempio nel settore dell'agricoltura, che dovrebbero entrare dai paesi dell'est, in particolare dalla Romania e dalla Bulgaria, per venire a lavorare qui in provincia di Treviso, che non vengono, non tanto perché hanno paura di essere contagiati dal coronavirus, quanto perché sanno che non riusciranno a rientrare nel loro paese se non dopo essere stati messi in quarantena. Idem vale anche per eventuali turisti, per cui è una misura che va, come dire, a penalizzare ulteriormente il su questo due dati che noi territorio. abbiamo raccontato in questi giorni, no? Come l'Unione Europea abbia detto che i nostri europarlamentari debbano essere messi in quarantena per 14 giorni, quindi ero molto curioso, per esempio, cioè che Gian Antonio D'Area era ospite nei nostri studi, europarlamentare della Lega di questa regione, di questo territorio, cioè poi in particolar modo Treviso, ed è a Bruxelles, quindi volevamo capire il suo isolamento imposto dall'Unione Europea nel momento in cui dovesse andare appunto nelle sedi. La seconda cosa è quella che ha raccontato sempre Luca Zaia, per esempio qui, come voglia che alla Fiera di Berlino dei prossimi giorni ci sia lo stand più bello degli ultimi anni per quanto riguarda il nostro Veneto, e quindi raccontare alla Fiera del Turismo molto bene come il Veneto sia pronto, non sia cambiato nulla sotto questo punto di vista, ma ha spiegato anche come sarà costretto a girare con un cartellino da tenere in tasca nel quale autocertifica il fatto di non avere sintomi per quanto concerne il coronavirus, quindi gireranno come etichettati all'interno di questa fiera quanti gli operatori che arrivano dalla Cina, da determinate zone della Cina, e gli altri operatori che arrivano da Lombardia e Veneto, cioè quindi nel mondo siamo ormai etichettati, lo diceva anche Mario Pozzo oggi, tutti sanno che esiste Vo, no? Nel mondo sanno tutti che esiste una località di nome Vo. Non so se è pronto forse Francesco Benazzi. Sai, sì, direttore... lo sta vedendo nel preview il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, che appunto ha parlato proprio poco fa dall'unità di crisi di Marghera. Lo ricordiamo che a Treviso i casi accertati di positività da coronavirus sono 23 ad oggi, quindi uno in più rispetto a quello che era
il numero di contagi di ieri. Il contagiato nuovo, diciamo, è ancora un operatore sanitario dell'ospedale Cafoncello di Treviso, dove appunto, lo ricordiamo, si è verificato il secondo decesso della nostra regione nel reparto di geriatria che peraltro è ancora chiuso, e ospedale che si trova in carenza di 19 unità tra medici, infermieri ed operatori, perché sono appunto risultati positivi, tranne uno, lo ricordiamo, sono tutti in isolamento domiciliare, solo uno è ricoverato all'ospedale. Sentiamo quindi le parole del direttore generale Francesco Benazzi. Abbiamo positivi ma asintomatici, per cui ecco, la situazione è tranquilla e stiamo lavorando in tal senso per fare in modo che non ci sia, che la cosa rimanga all'interno della geriatria, quindi gli operatori stanno lavorando con i DP che sono stati forniti, quindi situazione, diciamo, sotto controllo e positiva dal punto di vista anche della gestione, che ringrazio proprio i nostri operatori per quello che stanno facendo. In questo momento il reparto di geriatria è chiuso, è stato riaperto? Il reparto di geriatria è chiuso, stiamo valutando i primi pazienti che appunto sono risultati positivi, ma diciamo asintomatici, se possono lentamente mandarli a domicilio, ovviamente per poi valutarli a domicilio, per cui la situazione è in progress e positiva. Terapia intensiva? Non abbiamo nessuno in terapia intensiva, c'è solo lo studente universitario, specialista, che era da noi, che adesso è ovviamente a Padova. Dal punto di vista nostro non abbiamo nessun caso. La sanità è in prima linea, gli ospedali sono in prima linea, ci sono problemi che si stanno creando con l'epidemia, con le preoccupazioni e i controlli che vengono fatti? Assolutamente no, noi abbiamo ovviamente istituito un sistema, restano ovviamente valide le condizioni che in ogni reparto entri una persona e i caregiver, cioè le persone che assistono. Partiremo da lunedì con dei triage fatti all'esterno nelle tende che abbiamo installato, ma la situazione è decisamente sotto controllo, la popolazione può stare tranquilla da questo punto di vista. E le tende a cosa servono? Le tende le utilizzeremo come pre-triage, cioè le persone che entrano, se hanno febbre o sintomi di tosse, viene fatta un'anamnesi, viene misurata la febbre e poi vengono inseriti all'interno dell'ospedale. Questo non crea più allarmismo, il fatto che le strutture devono approntare con delle tendopoli esterne all'ospedale? Assolutamente no, è una garanzia in più per le persone che ovviamente soprattutto sono cosiddette fasce deboli, quindi persone che hanno delle patologie e che entrano in ospedale, per cui il fatto di fare questo triage significa garantire anche loro, quindi nessun allarmismo, ma solo una garanzia in più che diamo ai cittadini. Ecco, siamo di nuovo in diretta con questa edizione speciale dei nostri telegiornali. Tra pochissimo ci colleghiamo con la centrale operativa dell'unità di crisi allestita a Marghera presso la sede regionale della Protezione Civile con la nostra inviata Ilaria Marchiori. Sai cosa pensavo, Marta? Scusami se ti interrompo. Noi abbiamo avuto un accordo che poi di fatto è storico, no? Nel trasmettere in diretta la messa celebrata dal Patriarca, proprio perché il maggior numero possibile di popolazione di questa regione potesse vedere la messa delle ceneri, e allo stato attuale, come avevamo detto, anche domenica a partire dalle 11 dalla Madonna della Salute, quindi anche quello, sempre detto in questi giorni, luogo simbolico nel momento in cui combattiamo con questa emergenza sanitaria. A dire il vero potrebbero cambiare le cose, perché se nella giornata di oggi si deciderà di tornare ufficialmente alla normalità, è chiaro che quella messa poi sarà nuovamente aperta al pubblico, però allo stato attuale così non è. Però insomma, bisognerà capire al termine di questa ulteriore giornata fondamentale, nel momento in cui stiamo affrontando questa emergenza, che cosa sarà deciso. Vi ricordo, in questo momento resta tutto confermato, quindi sarà di nuovo
nuovo in onda e in diretta da noi, ma domenica mattina alle 11 questa messa con un nuovo messaggio, crediamo, da parte del Patriarca, non solo alla città ma alle tre Venezie, come pronunciato nelle scorse ore quando appunto era all'interno della Basilica di San Marco. Sì, bisognerà poi vedere se comunque un'eventuale nuova ordinanza che vada, come dire, a riaprire le scuole ad altri luoghi dia comunque la possibilità di aprire le chiese per le celebrazioni. Che perché cosa include il nuovo, cosa include certo. o meno, perché è chiaro naturalmente che la messa, soprattutto qualora si tratti di eventi come questo, la celebrazione alla Madonna della Salute, sappiamo che è una delle chiese più frequentate della città e che in un'occasione del genere sicuramente lo sarà moltissimo, vista la devozione dei veneziani, ma non solo, alla Madonna della Salute. Proprio quando si celebra a novembre sono decine di migliaia le persone che confluiscono proprio nella Chiesa della Salute per assistere alle celebrazioni presiedute dal Patriarca. Ecco, vedo che abbiamo Ferdinando in collegamento, Ilaria da Venezia, da Marghera, anzi. Ilaria, allora che novità ci sono? Sì, allora questa mattina a mezzogiorno qui nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove è stata istituita l'unità di crisi, si è tenuto il tavolo con tutti i dirigenti delle ULSS del Veneto per fare il punto della situazione nelle singole province, e quello che ne è emerso è che la situazione è sotto controllo. Hanno cercato di rassicurare, insomma, da più parti, quindi per quanto riguarda le province coinvolte, anche quelle non coinvolte, la situazione è sotto controllo. Nuovamente è stata posta al governatore Zaia la domanda sulla riapertura o meno delle scuole a partire da lunedì 2 marzo e lui ha ribadito ancora una volta innanzitutto di aspettare anche la decisione del governo, che potrebbe, insomma, arrivare in tarda serata, quindi tardo pomeriggio, comunque in serata prima delle 20. Comunque l'intenzione è quella di riaprire le scuole. Nel fine settimana invece si potrebbe già pensare per la riapertura di musei, delle chiese e anche per lo svolgimento di manifestazioni sportive o ludiche. Ma sentiamo proprio le parole del governatore Luca Zaia al termine dell'incontro con i dirigenti delle ULSS del Veneto. Che abbiamo un dato anche oggi positivo, nel senso che abbiamo un dato positivo anche oggi, 133 persone che sono positive, però ricordiamo che abbiamo un centinaio di persone asintomatiche. I ricoverati sono 29, uno più di ieri, però in terapia intensiva solo 8. Diciamo che non abbiamo quel trend di crescita che molti si aspettavano e soprattutto esponenziale. La macchina sanità sta rispondendo bene, spero che si possa trovare adesso una soluzione per le ordinanze, visto e considerato che non sono ordinanze che firmano i singoli governatori, ma sono ordinanze firmate assieme al Ministero della Salute. Non c'è ancora nessun segnale da Roma? No, ma immagino però che alla volta di oggi si chiuda questa partita, spero quantomeno con una validazione scientifica. Si può dare sicuramente un segnale di ripartenza, però ci vuole sempre la validazione scientifica. Domenica scade l'ordinanza, nel caso voi aprite? Ma guardi, se scade l'ordinanza è ovvio che si apre, per non riaprire bisogna che ci sia un'altra ordinanza, e perché ci sia un'altra ordinanza restrittiva o meno restrittiva bisogna che ci sia ovviamente l'Istituto Superiore della Sanità che dia indicazioni. Questo è il modo di procedere ed è quello corretto. State valutando qualche misura per salvare l'economia del Veneto? Ma sai, per salvare l'economia del Veneto bisogna tornare alla normalità, questo è il primo tema. Dopodiché non vorrei che qualcuno in Veneto pensasse che è sufficiente questo, perché purtroppo la campagna mediatica, la pandemia, l'epidemia mediatica che c'è a livello internazionale non ce la toglieremo dai piedi nel giro di qualche giorno, visto considerato che tutti cercano di occupare gli spazi che noi lasciamo liberi. Il cambio di modifica su cosa puntano? Perciò potrà essere anche diverso da regione a regione? Ma guardi, no, io immagino che ci sarà una sorta di uniformità di approccio, quantomeno di indicazioni, però la verità è che non sono ordinanze che possono firmare i singoli presidenti di regione, sono d'intesa con il governo, tanto è vero che l'ordinanza portava la firma mia
e del Ministro Speranza e dovranno essere comunque validate dalla comunità scientifica. Per quel che mi riguarda, con i dati di oggi del Veneto, posso dire che assolutamente la situazione è assolutamente sotto controllo. Lei è determinato e vuole riaprire per far ripartire il Veneto. Fontana invece questa mattina ha detto no, è meglio aspettare, predica cautela. Ma la situazione in Lombardia è una situazione diversa per certi aspetti, perché hanno molti più pazienti complicati. Adesso ho sentito della situazione, se è confermata, me lo dovete dire anche voi, della Toscana, che ha oltre 800 casi in isolamento fiduciario. Quindi è una situazione in continua evoluzione, dovremo vedere, io dico che dobbiamo adottare un'ordinanza che poi si cali sui territori, ma che ci sia un'uniformità di pensiero e ovviamente di azioni. E questo lo riusciamo a fare, però ripeto, tutto non prescinde dal fatto che l'Istituto Superiore della Sanità deve darsi delle indicazioni. Ma la scelta di modificare l'ordinanza è perché la situazione è più tranquilla o perché l'ordinanza stava rischiando di creare anche più caos? Guardi, no, intanto c'è un problema contingente, l'ordinanza scade. Quindi da domenica sera alle ore 24, se non si fa nulla, si torna alla totale normalità. Se si fanno altre scelte meno restrittive, ma di comunque ancora da sottoporre ordinanza, bisogna scriverla prima. Presidente, per quanto riguarda la situazione di Treviso, l'ultima domanda, si era parlato insomma, del fatto che c'è parecchio personale sanitario che è risultato positivo e si era parlato di mancanza di personale. Come la si sta risolvendo questa questione? Ma guardi, il tema dei tamponi, gli isolamenti fiduciari e quant'altro stiamo affrontando in tutto il Veneto, non solo a Treviso. Abbiamo già attivato l'assunzione di 215 infermieri e si va avanti in questa direzione, ma la situazione è assolutamente sotto controllo. Contattate il dottor Benazzi, vi darà anche numeri più esatti di tutto questo. Grazie, buon lavoro. De Berti. Avete sentito dunque le parole del governatore Zaia, insomma, la situazione è sotto controllo, si potrebbero riaprire le scuole a partire dunque da lunedì, a meno che non arrivino disposizioni diverse, quindi in questo caso da parte degli organi competenti. Sentiamo invece ora le dichiarazioni del dirigente della LULS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben, e poi invece del direttore dello IOV, Roberti. Le strutture di prevenzione, anche le tende, a cosa serve tutto ciò? Sono state, come dire, installate per essere pronti a fronteggiare una situazione ben più, come dire, numerosa e pericolosa rispetto all'attuale, quindi sono state installate per precauzione. Attualmente le usiamo però per fare il cosiddetto pre-triage e quindi dividere le persone che hanno delle sintomatologie respiratorie dalle altre che arrivano in pronto soccorso. La situazione adesso com'è nella LULS veneziana? Ma è una situazione che si sta via via stabilizzando e che stiamo chiaramente monitorando, siamo molto concentrati, la unità di crisi è permanentemente in riunione, incontriamo ogni giorno i sindaci, incontriamo ogni giorno le rappresentanze sindacali sia del comparto che della dirigenza medica, quindi una situazione che ci vede molto concentrati, molto attenti, ma tutto sommato abbastanza tranquilli. Perché la situazione non c'è quel sviluppo dei rischi che si temevano? Non c'è questo aumento esponenziale che magari veniva ipotizzato, si assiste sì alla presenza di qualche nuovo caso, ma nell'ordine di qualche unità. Per quanto riguarda i medici, anche loro rischiano e qualcuno tra l'altro ne ha subito le conseguenze, anche loro hanno subito risultano positivi? Sì, c'è qualche medico che chiaramente ha visitato qualche dei pazienti che poi sono stati positivi, che a sua volta è stato posto in isolamento come da protocollo. Però sono medici che come dire, sono seguiti, attenzionati e che non hanno in questo momento problemi. Ecco, avete sentito il direttore generale dell'ULS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben, che con tutta probabilità domani potremo rincontrare per ulteriori dettagli che riguardino la situazione nel veneziano. Invece ora sentiamo proprio le parole di Giorgio Roberti, il direttore dello IOV, e di conseguenza non solo dell'istituto appunto dello IOV, ma anche alcuni dettagli che riguardano la radioterapia all'ospedale di Schiavonia. Direttore, qual è attualmente la situazione all'istituto?
La situazione all'istituto è una situazione abbastanza tranquilla, non abbiamo nessun caso positivo, di test positivo, abbiamo applicato fin da subito tutte le misure che ci sono state indicate dalla Regione e dal Ministero. Noi abbiamo sostanzialmente, diciamo, il grosso dei nostri pazienti sono pazienti che accedono al day hospital, quindi che sono in trattamento, sono già presi in carico per i trattamenti oncologici, ovviamente sono pazienti fragili che di per sé abbiamo comunque dei percorsi che sono il più possibile differenziati, cerchiamo di fare un'accoglienza, una sorta di triage quando arrivano per capire se ci sono sintomi che ci possono far pensare appunto a casi sospetti. È vero che molti dei nostri pazienti proprio per la patologia oncologica hanno dei sintomi che si avvicinano ma che sono legati a una eziologia diversa, cioè una causa di tipo diverso. In questo caso sono i medici che valutano a seconda delle specifiche le singole situazioni. La radioterapia continua a funzionare come sempre, quindi noi non abbiamo interrotto le nostre attività, neanche a Schiavonia, perché a Schiavonia ci sono dei percorsi staccati, il nostro è un'unità operativa che è staccata con un percorso separato ed è un'attività giornaliera in cui vengono fatte, diciamo, i trattamenti previa o sempre accoglienza e verifica di quelle che sono le situazioni dei pazienti. Il problema, se mi do delle risposte brevi, il problema è quello appunto delle persone fragili che rischiano di più in queste condizioni, persone anziane, persone fragili e quelle che vengono sotto osservazione allo IOV sono persone che possono rischiare di più. Come state affrontando la situazione? Beh, noi abbiamo messo in atto, dicevo, il triage e l'accoglienza, quindi verifichiamo quali sono le condizioni in cui si presentano, quindi se sono appunto legate alla specifica patologia oncologica o se ci sono delle altre situazioni in quel caso, o seguiamo quelle che sono le indicazioni ministeriali e regionali. Abbiamo i dispositivi di protezione per il personale e li mettiamo anche a disposizione eventualmente dei pazienti se ci chiedono, le mascherine cosiddette chirurgiche, quindi in questo momento noi non avendo riscontrato casi positivi, fortunatamente, però sappiamo che la situazione è in continua evoluzione, siamo molto allerta e molto attenti a tutti quelli che sono i percorsi dei nostri pazienti. Schiavonia è un ospedale praticamente off limits, e come vi comportate? Ma noi, allora, a Schiavonia abbiamo l'unità operativa di radioterapia che è staccata, quindi non ha un accesso diretto all'interno dell'ospedale, ha un accesso separato, c'è un percorso quindi dedicato, abbiamo un'attività che sta continuando, stiamo osservando tutte quelle che sono le indicazioni ministeriali, quindi non abbiamo riscontrato alcun caso particolare. E quindi di nuovo in diretta dallo studio in questa lunga edizione straordinaria dei nostri TG per l'emergenza coronavirus. Abbiamo un aggiornamento da Venezia perché lunedì mattina il sindaco Luigi Brugnaro ha convocato una giunta straordinaria per approvare lo slittamento delle scadenze di Tari, della COSAP, delle varie imposte comunali, insomma così da non gravare sulla cittadinanza con tasse o canoni comunali in un momento così delicato per l'intera città. Nello specifico, spiega il sindaco Brugnaro, il 16 di marzo sarebbe in scadenza la prima rata dell'anno in corso della Tari, per il pagamento della quale i cittadini dovrebbero avere già ricevuto il bollettino a casa. Siamo riusciti a posticipare la scadenza della prima rata facendola diventare concomitante con la seconda prevista in pagamento per il 16 di maggio, senza che questo comporti degli interessi, insomma, aggiuntivi o delle sanzioni. Per quanto riguarda
le rate del canone della pubblicità e della COSAP, il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, previste in scadenza per il 31 di marzo, 31 di maggio, 31 luglio e 31 ottobre, abbiamo deciso, continua il sindaco Brugnaro, di procedere modificando le scadenze. La prima e la seconda rata si potranno pagare congiuntamente il 30 di giugno, mentre la terza rata il 30 di settembre e la quarta il 31 di ottobre come già previsto. Quindi insomma ci si sta attrezzando per cercare di posticipare le scadenze più imminenti, Ferdinando, in maniera tale da venire incontro a tutte quelle imprese che in questi giorni, l'abbiamo sentito più volte, si trovano anche in una crisi di liquidità proprio a causa di questa emergenza. Lo abbiamo sentito poco fa anche, che devo fare dei miei dipendenti, per un giorno posso metterli a sistemare il capannone, ma il giorno dopo, se non abbiamo lavoro, io li devo pagare comunque, sono in forte difficoltà. Qua tantissimi ci scrivono, per esempio, credo raccogliendo l'appello di Mario Conte, sindaco di Treviso, di poco fa, di chiamare i testimonial del nostro territorio, da Federica Pellegrini a Alex Del Piero, Roberto Baggio, anche i ragazzi per esempio che hanno girato i video recentemente sul Prosecco. Matteo Del Pupo probabilmente si vuole mettere a disposizione per far vedere che la nostra regione vive, tantomeno quelle stupidaggini che hanno detto del Prosecco, delle bottiglie, che hanno paura che siano un problema i milioni di bottiglie che noi esportiamo in tutto il mondo. Chiaramente no, e lo abbiamo detto mille volte, anche se si sa che il virus resista 9 giorni sui prodotti, su tutti i prodotti che abbiamo, non ha più l'effetto di contagio, non è più contagiante, quindi lo ha detto molto chiaramente chiunque, e questo è bene ribadirlo. Qua ci scrivono in molti come ci si deve comportare per le persone che hanno patologie, i trapiantati come me, ci scrive per esempio Chicco. Abbiamo detto più volte, anche gli stessi operatori ovviamente del mondo della sanità sanno come comportarsi, per voi a maggior ragione qualche cura in più, nel senso del mantenere le distanze e evitare contatti ravvicinati con altre persone, magari in questi giorni, ma con massima serenità. Ci scrive qualcun altro, una paziente diabetica recentemente operata per tumore al seno, l'altro ieri una visita di controllo al Cafoncello, il medico era senza mascherina, a mani nude, la visita come se nulla fosse, ha un diabete autoimmune, si chiede se è normale, le manca solo di prendersi una polmonite da coronavirus. Certo, anche in questo caso, dopodiché l'appello che ci sentiamo di fare è sempre quello di affidarsi ai nostri medici in questi giorni, perché sanno ovviamente come comportarsi. Anche se appunto anche loro, l'abbiamo sentito ieri dai numerosi collegamenti che abbiamo fatto con i rappresentanti sindacali, sia dei medici di medicina generale, sia che degli ospedalieri, sia della categoria degli infermieri, come si stiano, come dire, razionando anche quelli che sono i dispositivi di protezione individuali, in attesa che questa fornitura aggiuntiva che è stata ordinata dovrebbe appunto arrivare nei vari reparti proprio in queste ore. E a proposito delle persone fragili, Ferdinando, proprio ieri sera abbiamo affrontato la questione nel corso del telegiornale con il governatore che tornerà Zaia, questa sera. Che tornerà questa sera, ecco, anche questa è una notizia, insomma l'aveva promesso ieri sera, pur compatibilmente, aveva detto no, con gli appuntamenti in base all'evolversi della situazione. Ecco, proprio perché erano arrivate numerose richieste di chiarimenti e preoccupazione anche da parte delle persone fragili e degli anziani, che appunto a quanto pare sono quelli maggiormente a rischio qualora dovessero essere contagiati dal coronavirus. Per cui vediamo questo intervento del governatore Zaia. Guardi, se noi dovessimo guardare solo a coloro che comunque si passano sta influenza e poi stanno bene come prima, cioè l'80% di chi ha questo virus comunque non gli fa nulla, saremmo dei criminali. La vera preoccupazione per noi è quel 5% che sarà costretto ad avere cure intensive in ospedale. Cure intensive vuol dire terapia intensiva, vuol dire facilitatori e respirazione assistita, insomma tutta una serie di tecniche di terapia intensiva. E allora, siccome io penso che sia un fatto civile difendere la salute anche dei più deboli, che sono gli anziani, che sono coloro che hanno una salute già cagionevole, bisogna evitare che si contagi la popolazione.
Per questo stiamo facendo tutto questo, cioè io vorrei che i veneti capissero che, perché a volte ti dico, ma tanto non si muore, sì, non vuol dire, ma vuol dire che comunque mettiamo a repentaglio la vita del 5% della popolazione, che è quel 5% che vive già con delle patologie e che ha diritto di vivere bene come i ragazzini di 5 mesi o di 5 anni. Questo lo possiamo dire o no? Sì. Marta, posso leggerti un messaggio? Per esempio Roberto ci scrive, sono tantissimi anche commentando la diretta, al Presidente si informi delle persone in quarantena, sono trattati da appestati, la gente ha paura di quei poveri operatori, oltre al danno sono trattati come pericolosi, hanno dato tanto, non meritano questo, si informi, chiami qualche operatore e si faccia spiegare. Allora questo è vero magari, però insomma, in particolar modo gli operatori sanitari di cui abbiamo parlato, i medici, infermieri eccetera, intanto sono in isolamento a casa e poi hai ribadito molte volte tu come siano asintomatici, questo è un altro dato importante e soprattutto insomma, ovviamente non devono essere trattati da appestati, ecco, ci mancherebbe come nessuno altro, è in questi chiaro giorni. che peraltro in queste ultime ore si sono visti anche degli episodi veramente sgradevoli e brutti, leggevo proprio in queste ore per il caso della bimba di 8 anni di un paese del Padovano, insomma messa addirittura al pubblico ludibrio nelle chat della scuola dai genitori, quindi ovviamente l'appello è proprio quello di evitare assolutamente queste cose, anche perché peraltro fortunatamente anche questa bimba sta bene e sicuramente sappiamo quanto possa nuocerle anche in futuro una volta che tutta questa vicenda sarà trascorsa, sarà passata, essere additata con nome, cognome, fotografia eccetera. No? Anche perché è violazione della privacy, poi figuriamoci, soprattutto una minorenne, quindi... qua dicono, e questo ve lo devo riportare come notizia, visto che noi abbiamo coperto sempre anche il Friuli Venezia Giulia in questi giorni, terra che segue insieme al Trentino Alto Adige Antena 3 e che non ha mai avuto un caso riscontrato fino ad ora, ve lo ricordo ancora una volta, che il rettore pochi minuti fa ha detto che a partire dall'Università di Trieste, a partire da lunedì 2 marzo sarà garantita la ripresa delle attività accademiche all'Università di Trieste, lo ha annunciato Roberto Di Lenarda, alla luce del limitato livello di diffusione del virus nel Paese e ad oggi la sua assenza in Friuli Venezia Giulia ha tenuto conto della prevista modifica domenica 1 marzo dell'ordinanza del Presidente del Friuli Venezia Giulia e del Ministero della Salute che dovrebbe prevedere l'eliminazione dell'obbligo della sospensione delle attività didattiche, insomma riaprono le lezioni, 2 marzo sarà garantita la ripresa delle attività accademiche in caso di inaspettata evoluzione della situazione, lo dice Di Lenarda. È vero che alla fine bisogna aspettare quello che si decide a Roma, certo, di fatto, e che viene declinato sul territorio, lo ricordiamo ancora una volta. È chiaro che è una decisione che è stata presa in sintesi nei giorni scorsi, oggi da questi territori arriva l'appello al ritorno alla normalità, anche perché abbiamo visto come ci vuole un attimo a far crollare anche il mondo economico che regge la crescita del PIL nel nostro Paese. È e chiaro quindi che questo anche è fondamentale. questo, scusami Ferdinando, apre comunque un mondo di riflessioni proprio su quelle che sono state le molte osservazioni sollevate in queste ore circa la regia unica, perché giustamente l'Università del Friuli Venezia Giulia, l'Università di Trieste riapre le porte, magari, probabilmente no, ma quella di Padova piuttosto che quella di Venezia, magari lunedì saranno ancora chiuse, ma quanti sono gli studenti che dal Veneto vanno a frequentare l'Università di Trieste? Tantissimi, esatto, tantissimi. Questo, certo. Quindi il paradosso che si viene a creare è proprio l'Università questo, di Padova ha 60.000 iscritti, quella di Trieste poco meno di 20.000, mi pare 18.000, vado a memoria, però è vero che sono tantissimi che vanno a studiare proprio a Trieste, quindi se uno volesse il paradosso è che appunto magari da zone focolaio, no, ovviamente non possono partire da Voi Euganeo per essere chiari, però da zone di questa regione insomma, possono andare a frequentare Trieste, ma insomma, poi bisogna essere tranquilli e ribadire con chiarezza quello che abbiamo detto sempre in questi giorni, insomma, che si tratti come si tratti di un'influenza particolarmente aggressiva, questo è vero, ma poco più di un'influenza.
Anche Palù ha detto un'altra cosa importantissima, insomma, è chiaro che i bambini non possono avere conseguenze gravi, questo è un dato importante, ma sui 20.000, quanti sono, 80.000 scusami, infettati mi pare, contagiati in Cina, siano qualche centinaio i bambini, no? Quindi questo, pochi, ma con un virus che è meno aggressivo nei loro confronti, quindi anche questo è una cosa molto importante. Posso raccontarvi un piccolo aneddoto? Cioè, questa mattina ero a Trieste e anche alcuni amici che ho incontrato mi davano la mano perché sanno che in questi giorni eravamo in diretta, ma io sono sempre stato qui dentro, ma comunque non nelle zone rosse, però ecco, c'è un po' di apprensione anche nelle persone che bene ci conoscono e che sanno. Quindi la paura lì soprattutto si è vissuta, ma i supermercati funzionano, l'avete visto persino a voi Euganeo, dove è garantito in questo periodo proprio la piena operatività, come ci testimoniava Chiara Cartolaro, perché quel paese vive. E a proposito, Luca Zaia ancora qui l'altra sera ha ribadito come lui ha tutta l'intenzione di chiedere che sia rimossa la cintura sanitaria attorno a Vo, perché è lì, è il governo che decide, quindi tramite il prefetto, ma è la richiesta che arriva dal governatore che sia chiusa la zona rossa, non ci sia più una zona rossa a Vo. Ecco, mi segnala ora Ferdinando, il collega Christian Arboit, che dalla redazione sta appunto seguendo i vari contributi che ci arrivano. Abbiamo un contributo molto interessante che arriva da Belluno, perché questa mattina in prefettura a Belluno c'è stato un importante vertice con le categorie economiche sulle conseguenze che anche nel bellunese, pur non avendo riscontrato nessun caso di contagio, uno degli operatori sanitari, ti ricordi? Sì, cioè, uno degli operatori sanitari della geriatria nelle prime ore è un residente di Belluno, no? È Quindi quello un nato a Belluno, sì, credo residente nel Trevigiano. Comunque insomma sicuramente da parte delle categorie economiche bellunesi c'è grande preoccupazione. Non dimentichiamo per esempio che è saltata la fiera dell'occhialeria bellunese, quindi uno dei settori portanti dell'economia del capoluogo dolomitico della nostra regione, per cui dovremo avere il contributo con il prefetto intanto di Belluno. Sentiamo l'intervista. Io ritengo che esistono le norme che sono state emanate sulla materia da parte del governo e ci sono le ordinanze regionali che dettano in maniera chiara ed esplicita cosa non si deve fare, quali sono i divieti, e quindi attenersi a quelli e cercare di come dire, essere scrupolosi nell'attuazione delle misure che ha previsto il governo, che sono misure che nascono ovviamente da valutazioni sanitarie, quindi tecniche, sulle quali non possiamo noi entrare nel merito. Ho registrato anche questa preoccupazione da parte delle categorie sindacali e datoriali, nel senso che mi hanno rappresentato che circolano delle notizie che non sempre sono realisticamente sostenute poi nella realtà, per cui la cosa importante è che sul piano della informazione ci si attenga alle notizie certe, che sono quelle che provengono dalle strutture governative e da chi in questo momento mantiene la filiera delle decisioni sanitarie, che sono appunto il Ministro della Salute, le regioni, la parte sanitaria, gli assessorati alla sanità, e su questo io direi che poi equivoci non se ne dovrebbero creare. Poi sappiamo che esiste il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS che interviene, che fornisce tutte le indicazioni sul da farsi in caso di eventuali chiamate da parte di persone che temono o sospettano di avere avuto un contagio o un contatto con persone contagiate. Ecco, allora questa che avete sentito era il prefetto di Belluno, Adriana Cogode, proprio in relazione al vertice che c'è stato questa mattina in prefettura Belluno sull'emergenza coronavirus e soprattutto sulle ripercussioni economiche nel territorio del bellunese. Dovremo tra poco sentire anche l'intervista a Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno. Ecco,
Ecco Ferdinando, volevo segnalarti anche questa, ne avevamo parlato anche con Lucio Zanato nel primo collegamento, come è un'ANSA proprio uscita in questi minuti, come gli acquirenti esteri dei prodotti che arrivano dal nostro territorio chiedano un certificato di sanità. Quindi per quanto riguarda per esempio il prosecco, ai produttori veneti viene chiesto proprio un certificato di sanità. È davvero paradossale, proprio anche perché insomma ce l'hanno detto più volte i virologi e gli esperti che non si trasmette insomma attraverso gli oggetti. Certo rimane il certificato di sanità del nostro prosecco basta aprirlo e assaggiarlo, quindi al di là di questo è veramente folle, perché rischia di mettere ulteriormente in ginocchio. Qui ci scrivono prima era pericoloso, ora no, spero solo non sia passato tutto perché si è lamentato qualche particolare imprenditore, no, altrimenti non saremmo qui a raccontare, come dice lei Daniela, perché noi abbiamo mantenuto questo presidio in questa settimana fino al termine dell'emergenza, che ha consentito di attivare un canale di comunicazione che fosse vero e verificato. A me dispiace doverlo ripetere, però siccome non si coglie evidentemente a tutti perché sono talmente tanti, magari dobbiamo ripeterlo, un canale di presidio e di comunicazione, perché anche se i sindaci si lamentano, voi avete visto chiaramente com'è la catena dell'informazione, dalla sala operativa della regione, che è direttamente collegata con Roma. Da lì affluiscono tutte le domande, tutte le risposte, tutti gli interventi da lì nasce diciamo, questa comunicazione che arriva al territorio, cioè quindi prima di arrivare addirittura ai sindaci, ad altre istituzioni eccetera, da Roma alla sala operativa di Marghera, da Marghera a noi vuol dire a tutti poi, ed è un sistema di comunicazione che deve essere blindato proprio perché non ci siano stupidaggini che circolano in rete come in questi giorni. Era per quello che era necessario mantenere un presidio sul nostro territorio, così come avevamo fatto vedere anche l'effetto diciamo di spavento. Ora vi stiamo facendo vedere come questo effetto di paura iniziale sta mutando in una voglia di sopravvivere, perché tutto viene ridimensionato. Era necessario cinturare sin dall'inizio, anche con una comunicazione accertata e verificata, l'eventuale psicosi. Siamo qui per evitare che le false notizie e la paura sia generata in una maniera incontrollata. Ecco, questo è il tema per cui siamo stati qui a una settimana a raccontare insieme a voi, e anche sfruttando le vostre domande per dare una risposta immediata e concreta a questa emergenza sanitaria nazionale. Lo ricordiamo perché comunque così è stato decretato fino allo stato d'emergenza. L'abbiamo deciso noi. Peraltro Ferdinando, a mio avviso non bisogna dimenticare che questa paura, in parte naturalmente giustificata da parte di tutti noi, mi ci metto in mezzo anch'io, certo, insomma, ovviamente la salute prima di tutto. La salute prima di tutto, certo, rischia però ora di trasformarsi in una paura del crollo dell'economia, perché anche questo, voglio dire, non è un elemento trascurabile. A questo proposito è uscita proprio adesso l'ANSA, Zaia pochi istanti fa ha detto: se crolla il PIL del Veneto crolla l'Italia, quindi non dobbiamo dimenticarci che insomma anche le ripercussioni nel tessuto imprenditoriale delle imprese del nostro territorio sono fondamentali. L'impresa veneta, ha detto Zaia, ha un PIL di 150 miliardi di euro, quindi ovviamente si tratta di uno dei pilastri dell'economia nazionale del paese. Il 60% del PIL, l'ha ricordato questa mattina nel collegamento che abbiamo fatto con la sede di Unioncamere e il presidente della Camera di Commercio Pozza, proviene dal nostro territorio, il 60%. Da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, esatto, sì. Da questo territorio, il 30% del Veneto, da questo territorio comunque che in questo momento è, come dire, nell'occhio del ciclone di questa epidemia, quindi è chiaro che mettere in ginocchio questa economia significa veramente mettere in ginocchio l'Italia. Qua Roberto intera. ci scrive: quando si saprà qualcosa per il termine o la proroga dell'ordinanza regionale? È esattamente, Roberto, il motivo per cui siamo qui in attesa. La richiesta è chiara da questo territorio, anche nelle cifre che ricordava adesso Marta Marangon. Dobbiamo attendere che Roma risponda a quello che questo
questo territorio ha chiesto, quindi bisogna aspettare. Vi stiamo raccontando spot altre notizie ufficiali, qualcuno si mobilita già come l'Università di Trieste che ha sostanziato un dato di fatto, cioè l'ordinanza scade il 1° marzo, a meno di novità dal 2 ricominciano lezioni d'esami, ma finché non c'è l'ufficialità non è che si può agire appunto così liberamente. Ecco, bisogna attendere che il Ministero della Salute, in accordo con le regioni di cui sappiamo bene, raccontiamo da giorni, emani una novità in merito. Ecco, mi segnalano dalla regia che abbiamo l'intervista a Lorraine Berton della Confindustria di Belluno e a Rudy Roffarè della CISL di Belluno, proprio relativamente a questo importante vertice che c'è stato questa mattina a Belluno in prefettura. Sentiamo quindi la presidente di Confindustria. È stato un incontro positivo, il prefetto è stato molto chiaro, le linee guida devono essere uguali per tutti per creare meno confusione, meno caos e anche meno paura. Speriamo di superare la crisi presto. Con le dovute regole, dobbiamo tutelare le aziende, dobbiamo tutelare i nostri operatori. Penso che questo incontro abbia chiarito un po' le idee tutti anche sugli atteggiamenti da tenere, che devono essere fermi, precisi, ma non dobbiamo essere allarmisti oltremodo perché non serve e perché non ce n'è motivo. Grazie. Quanto costa alle aziende questo allarme, questo virus? Guardi, costerà a livello economico, ma c'è anche parecchio stress emotivo, che ovviamente passa trasversalmente tra gli imprenditori, i dirigenti e gli operatori. Io penso che dobbiamo lavorare innanzitutto su questo e poi faremo i conti, chiederemo al governo gli interventi necessari e come sempre il Nord-Est, che ha un sistema produttivo molto forte, si riprenderà, di questo sono certa. Quando parla di interventi al governo ha già in mente qualcosa, ammortizzatori sociali piuttosto che... Guardi, ammortizzatori sociali assolutamente sì, perché dobbiamo pensare in primis ai nostri lavoratori, alle persone che nelle nostre aziende lavorano ogni giorno. Dopodiché io devo pensare anche a tutto quello che è il sistema economico, per cui interventi sulle banche, sostegno proprio alle imprese per poter continuare a fare impresa. Il rischio reale che qualche impresa che magari era già in difficoltà, con questa ulteriore difficoltà si trova in crisi, questo lo sappiamo tutti. Ecco, questa era Lorraine Berton, presidente della Confindustria di Belluno. Proprio poco fa il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato dell'epidemia di coronavirus dicendo basta paure irrazionali, grazie a chi si trova in prima linea. Vediamo se dalla regia possiamo mandare in onda il video da Corriere TV del presidente della Repubblica Mattarella. Eccolo qui, vediamolo insieme. La responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di rinnovare il ringraziamento a chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus. I medici, gli infermieri, il personale della protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle forze armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea. Unità di intenti e i principi di solidarietà sono un grande patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la collettività. Costituiscono in questi momenti anche un dovere. Quando si perdono queste consapevolezze ci si indebolisce tutti. Eccoci, allora siamo nuovamente in diretta da studio. Vedo in collegamento la collega Valentina.
sì, eccola qua, Valentina Visentin che si trova a Vo Euganeo, credo, Ferdinando? No, non so se ero Volon, Valentina, adesso. Voglio rispondere solo a una domanda, adesso non mi ricordo neanche quale telespettatore, ora ovviamente dice che è colpa dell'informazione, non ha capito assolutamente niente, mi fa piacere che scriva soltanto oggi, quindi spenga pure le televisioni, accenda i social, così sarà veramente informato. Allora, Valentina, dove sei? Siamo al confine tra il comune di Cinto Euganeo e quello di Vo, dietro alle mie spalle lo vedete il posto di blocco, strade deserte, qui al momento appunto non si sono viste macchine, ma siamo qui per raccontarvi anche storie di aziende che continuano nonostante tutto a lavorare. Infatti ci sposteremo di appena un paio di chilometri dentro al comune di Cinto Euganeo proprio per mostrarvi le realtà della zona e come stanno lavorando in questi giorni di emergenza. Abbiamo deciso di partire da qui proprio per dimostrarvi che è veramente poca la distanza che separa Vo e Cinto Euganeo, mentre a Vo le aziende sono chiuse in quarantena, a Cinto invece ci sono storie di gente che continua, di persone, di veneti che continuano a lavorare nonostante appunto questi giorni di emergenza. Noi indossiamo la maschera semplicemente a scopo precauzionale, ma addirittura questa maschera potrebbe anche non servire visto che non stiamo parlando con nessuno, questo lo diciamo così proprio per essere puntuali. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti di oggi, a Vo si sono registrati. E per quanto riguarda gli aggiornamenti di oggi a Vo sono solo 5 nuovi casi, lo ricordiamo sono tutti quanti asintomatici. Comunque se voi adesso dite, noi vi mostriamo, noi siamo qui, siamo proprio al confine tra Vo e Cinto Euganeo, lì c'è il cartello, chiedo alla collega Nicoletta di inquadrarlo, lì c'è il cartello di Cinto Euganeo, 1 chilometro di macchina, ma potremmo farlo tranquillamente anche a piedi visto che le strade sono deserte, e vi andiamo a mostrare la prima azienda, un'azienda vinicola di Cinto Euganeo e come sta lavorando in questi giorni. Quindi se dite, noi adesso vi restituiamo la linea, tempo di arrivare lì in azienda, quindi 5 minuti, la faremo volentieri anche a piedi, ma andiamo in macchina perché dobbiamo trasportare le attrezzature, e vi mostriamo la prima azienda di Cinto Euganeo come sta lavorando in questi giorni. Sì, grazie. Allora Valentina, ci ricolleghiamo tra pochi istanti, non appena sarete giunti a questa azienda. Tra poco, allora Ferdinando, hai visto il comunicato che ci ha girato proprio ora da Venezia il collega Lorenzo Maier relativamente alla riapertura delle scuole post emergenza coronavirus. In una nota unitaria CGIL e UIL chiedono delle indicazioni chiare al Comune di Venezia sulla riapertura appunto delle scuole per personale e per l'utenza. È stata inviata una lettera, scrivono i sindacati, alle due amministrazioni, cioè a Comune di Venezia e ad Ames, per chiedere quali indicazioni formali siano state assunte per tutto il personale in servizio nelle strutture scolastiche. In particolare si chiede se siano state affisse le regole di comportamento da mantenere per l'utenza che si reca nei nidi e nelle materne, chiede che vengano disposti dei dispenser lavamani nelle strutture, del gel igienizzante, e se nei plessi sono state fornite mascherine sia per le lavoratrici che eventualmente per l'utenza. Non vogliamo creare allarmismo, scrivono i sindacati, ma serve tutelare al meglio i bambini, le lavoratrici e le famiglie. Certo che sarà difficile riuscire a fornire tutti di dispenser con liquido lavamani perché è esaurito dappertutto. Ferdinando, ti ho inviato una foto del nostro telespettatore, ci fanno sapere, hai presente i grandi negozi che vendono elettrodomestici, ma lo possiamo anche citare, è un dipendente Media World, quindi li salutiamo, stanno tutti seguendo l'informazione in questo, puoi cliccare per allargarla, stanno tutti seguendo l'informazione in queste ore, quindi evidentemente tutti i televisori che sono in vendita sono sintonizzati, quindi li salutiamo e li ringraziamo anche perché se stiamo facendo questa opera di informazione vera e verificata è proprio perché appunto più persone possibili ci seguano. Vediamo
se ci sono aggiornamenti, anche perché io credo di aver capito, appunto anche il governatore abbia lasciato la sede della Protezione Civile, poi torneremo a collegarci con Ilaria Marchiori, nel ricordarvi come questa sera alle 19:30 ancora sarà qui il governatore del Veneto Luca Zaia, un appuntamento ormai diventato fisso proprio per fare il punto sulla giornata e i propositi di lavoro per il giorno successivo, anche perché ci stiamo avviando davvero al termine di questa settimana, nel momento in cui, tra l'altro aveva detto il Presidente, attendiamo un aereo in arrivo, cioè tutti gli acquisti sono fatti a livello centrale, quindi da Protezione Civile, anche per i rinforzi di dispositivi che servono per questo territorio, come annunciato nelle ore scorse, quindi stava arrivando questo rifornimento ulteriore ed è fondamentale, era previsto per il weekend ed era fondamentale come detto. Altre novità? Sì, allora manca lavoro, i cinesi chiudono nel weekend, è un aggiornamento che ci arriva da Venezia, questo a causa dell'allarme coronavirus in Veneto, le attività gestite da cinesi hanno chiuso i loro negozi da oggi fino a lunedì, così dai tantissimi bar, dalle microsartorie, dai parrucchieri, soltanto serrande abbassate con laconici cartelli, c'è chi scrive chiuso per ferie, altri per riordino locali, chi non accenna a una spiegazione, chi scrive manca lavoro. Non è una protesta, scrive l'ANSA, ma la comunità cinese si è trovata unita nel chiudere, battenti chiusi anche per il China Ingross di Padova, il grande mercato in zona industriale dove vengono smistati la maggior parte dei prodotti che giungono in Veneto dalla Cina. Il China Ingross di Padova riaprirà addirittura il 12 di marzo, quindi insomma c'è questa situazione che continua a generare timori, fa specie che siano, detto tra noi, insomma proprio gli imprenditori cinesi a chiudere, visto che nella prima fase di questa epidemia, quando appunto i casi di contagi erano limitati soprattutto alla Cina, venivano lanciati appelli da tutti a comunque a non avere paura, a frequentare gli esercizi piuttosto che i ristoranti gestiti da cinesi, no Ferdinando, che poi si sono trovati in... No, ma è cosa che si continua a ribadire molto chiaramente, cioè non ha nessun senso, l'ho detto anche gli esperti ovviamente, non noi, non frequentare determinati luoghi, ma l'effetto era molto chiaro. Anche i ristoranti italiani, diciamo, benché non rientrassero nell'ordinanza, si sono svuotati in questi giorni. Anche i mezzi pubblici si sono svuotati in questi giorni e non rientrano nell'ordinanza, perché poi la preoccupazione è diventata questa, nel momento in cui poi tutti quanti si sono resi conto e hanno spiegato di che cosa si tratti, allora si può tornare alla normalità, ma era esigenza primaria comprendere che cosa fosse, quale effetto avesse e come si sviluppasse. Il fatto che si sviluppi in valore lineare, non algebrico, ha detto anche il virologo Palù, è un dato importante, cioè che non abbia un'espansione esponenziale, no, nel contagio nella nostra regione. Questo è molto importante. Cosa possiamo vedere ancora? Ecco, possiamo dare una notizia di servizio sicuramente molto importante per tutti i cittadini e viene da Roma. Sono state sospese le bollette per 6 mesi, le bollette di luce, gas, acqua e anche dei rifiuti. Stop alle rate di assicurazioni fino al 31 luglio, a quanto prevede la bozza del decreto a favore delle zone colpite dalla diffusione del coronavirus, che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri appunto proprio questa sera. Il decreto sospende anche i pagamenti dei diritti camerali per le imprese, che era quello che veniva chiesto appunto proprio questa mattina dai rappresentanti di tutte le camere di commercio del Veneto riuniti a Marghera, e stabilisce anche un accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gratuito, con priorità proprio con il massimo delle garanzie consentite. Prevede inoltre una stretta sull'aumento scorretto dei prezzi, perché purtroppo l'abbiamo visto tutti, si è verificato. Ed è una delle cose che faceva più arrabbiare i nostri telespettatori, sul quale anche la stessa Federfarm
Federfarma, per esempio, nel momento in cui parliamo dei dispositivi molto venduti in queste settimane, ha preso una posizione molto chiara di segnalare le eventuali rivendite che avessero aumentato esponenzialmente senza senso il prezzo di questi prodotti, quindi di denunciare, di segnalare, e poi la Federfarma stessa ha intenzione di mettersi come parte civile in questo eventuale processo di denuncia. Oltre a questo, sospendere non vuol dire cancellare. È chiaro che le stesse aziende, anche le municipalizzate, anche le banche, anche le assicurazioni non possono perdere ulteriori introiti perché sarebbe in questa catena, no? Però sospendere non è cancellare, mentre gli imprenditori di questo territorio, non solo, non recupereranno mai più questa parte di economia persa, no? Certo. Come abbiamo detto, questa parte non la riprendono, non è che se pagano fra 6 mesi va bene, perché questa parte di economia non la riprenderanno mai più, tranne che il Go2Vo, che si celebrerà il 29 marzo, questa grande cerimonia di vicinanza a un paese in difficoltà come Vo, non porti ovviamente a un ritorno di economia che conceda un recupero di queste giornate, ma vedremo, questo lo vedremo soltanto nelle prossime settimane. Ecco, mi segnalano che abbiamo l'intervento integrale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quindi possiamo mandarlo in onda. È accaduto in questi anni che la scienza fosse messa in discussione. Abbiamo assistito a comportamenti irrazionali, al propagarsi di teorie antiscientifiche, ad esempio sui vaccini, al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti. Oggi, di fronte alla comparsa di un nuovo insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. Ma sia Tosi che Rasconi hanno sottolineato che dalla ricerca dipende il nostro futuro e che la ricerca può talvolta trasformare i nostri sogni in realtà. La ricerca è uno strumento al servizio della comunità che va promosso e sostenuto in modo consapevole nell'interesse di tutti. Quando la ricerca è oggetto dell'attenzione e della partecipazione dei cittadini, non corre il rischio di piegarsi agli esclusivi interessi economici e si pone al servizio soltanto del bene comune. Abbiamo in Italia ricercatori validissimi, abbiamo grandi scienziati italiani che operano nei nostri laboratori e in quelli in tutto il mondo. La scienza è alleata della società e questa deve riferirvisi con senso di responsabilità. È accaduto in questi anni che la scienza fosse messa in discussione. Abbiamo assistito a comportamenti irrazionali, al propagarsi di teorie antiscientifiche, ad esempio sui vaccini, al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti. Oggi, di fronte alla comparsa di un nuovo insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di rinnovare il ringraziamento a chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus. I medici, gli infermieri, il personale della protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle forze armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea.
unità di intenti e i principi di solidarietà sono un grande patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la collettività. Ecco, allora abbiamo una comunicazione che arriva dal comune di Vo Euganeo, l'epicentro appunto della zona rossa, ce la inviano alcuni colleghi proprio adesso, una comunicazione ufficiale, un avviso alla cittadinanza, ed è una buona notizia perché comunque indica anche un progressivo ritorno alla normalità nonostante continui l'isolamento di questo comune, e cioè il fatto che da lunedì 2 marzo riapre l'ufficio postale di Vo dalle 8:20 alle 13:35 per operazioni relative al ritiro pensione, eventuali pagamenti urgenti, prelievi di contanti. È escluso l'invio della corrispondenza. Si precisa che il pagamento delle pensioni avverrà secondo il seguente ordine. Lunedì 2 marzo verranno accettati i pagamenti ai pensionati con il cognome che inizia dalla A alla D, martedì 2 marzo per i pensionati con il cognome dalla E alla N e mercoledì 4 marzo i pensionati con il cognome dalla O alla Z. Quindi ci sarà come dire questo razionamento, potremmo dire, degli accessi, questa regolamentazione degli accessi all'ufficio postale di Vo, che comunque riaprirà i battenti lunedì per la consegna delle pensioni per chi le deve ritirare. Allora vedo che abbiamo nuovamente in collegamento da Marghera Ilaria Marchiori per degli aggiornamenti. Ilaria, sei in onda, che novità ci sono? Sì, siamo qui, no, non ci sono particolari novità, però nel frattempo ci ha raggiunto Sebastiano Costalonga, segretario generale dell'UGL Veneto, perché ieri proprio per fronteggiare la questione in queste giornate calde c'è stato un importante incontro in regione. Benvenuto Costalonga. Buongiorno a tutti, sì, c'è stato un importante incontro in regione organizzato dall'assessore Donazzan, dove sono state convocate tutte le parti sociali e tutte le cooperative, tutti i rappresentanti di tutte le categorie praticamente, per cercare di capire come intervenire, far fronte a questa emergenza, perché sicuramente abbiamo il problema sanitario, ma le ripercussioni sul mondo del lavoro e dell'economia sono gravissime, e soprattutto nel territorio nostro. E visto e sentito dire che a Roma il decreto va, diciamo, nella direzione solo dei punti di quelle parti che vengono chiamate rosse, giusto? Zone rosse, sì, esatto, le zone rosse. Sicuramente molto probabilmente a Roma non hanno capito l'entità del problema. Colpisce tutta la regione Veneto, soprattutto le zone turistiche. Infatti durante l'incontro ci siamo soffermati dicendo che ci sarà bisogno sicuramente di un continui tavoli di concertazione con insieme sia la parte, diciamo, del lavoro e anche quello del turismo. Infatti ci ha assicurato l'assessore Donazzan che ci saranno incontri congiunti con l'assessore Caner del turismo. Diciamo che sicuramente le grosse aziende faranno fronte grazie anche a fondi e tutto quello che può essere messo in campo, però è logico che qui l'emergenza va a colpire, diciamo, a breve termine e a lungo termine. A breve termine vuol dire tutte quelle aziende che con la scuola chiusa, con questi provvedimenti che si augura, io sono abbastanza fiducioso, verranno tutti sbloccati e quindi si potrà ripartire, e quindi sicuramente gli interventi a breve termine per queste situazioni. Ma il comparto del turismo, cioè veramente qui secondo noi le ripercussioni si avranno anche a un anno, cioè ora di riuscire a ritornare alla normalità, un anno, anche 2, quindi sicuramente dovremmo intervenire, e lo dovrà fare sicuramente il governo, intervenire per far fronte a questa situazione difficile per tutto il comparto. Lei lo sa bene Costalonga, perché lei lo sta toccando, insomma, questo problema, sta toccando la situazione con mano, perché lei gestisce un'attività proprio a Venezia. Sì, io di famiglia, cioè sono segretario generale di un sindacato, ma abbiamo una famiglia, cioè di famiglia abbiamo un bar, un locale, e vi assicuro che io
Infatti ieri, prima di fare l'incontro in regione, mi sono fatto un bel giro per Venezia e ho visto desolazione. Ci sono delle attività che sono vuote, ristoranti vuoti, ci sono i lavoratori seduti nei tavolini che si guardano, non sanno neanche loro. E quando io vado a parlare loro di cassa integrazione, perché poi il documento alla fine è quello di cercare di attivare la cassa integrazione. Sì, perché questa è stata la sua richiesta, no? Questa è stata la richiesta fatta al tavolo. Esatto, era questo, di dare protezione ai lavoratori, smart working, però tutte le attività che contraddistinguono anche il nostro tessuto del territorio, quindi tutti locali, bar, ristoranti, tutte queste persone sono disperate perché solo pensare di parlare, di dire cassa integrazione, questi veramente non capiscono. Ti guardano con due occhi come dire, ma è impossibile, chi metto in cassa integrazione? Io, se il cuoco non lavora, chiudo il locale, se non ho il dipendente, come faccio a far fronte? Quindi noi stiamo parlando di tantissime aziende con 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche 10 dipendenti che secondo noi al tavolo, insomma io ho fatto presente, sono l'anello ancora più debole di tutta la catena, e quindi ci dovrà essere un'attenzione da parte sicuramente della Regione Veneto, quindi dello Stato, per cercare di trovare delle soluzioni alternative. Potrebbe essere il pagamento degli F24, le tasse, di spostare in avanti sicuramente queste date e cercare di farle anche dilazionate, interventi sulle banche, perché io ieri ho fatto l'intervento partendo con un ragionamento con la Donazzan che diceva: la Regione Veneto si impegnerà moltissimo da oggi in questi giorni per fare una informazione, cercheremo di fare un'informazione a carattere anche internazionale, nazionale, nel mondo, dicendo che qui è tutto a posto. Il problema di questa situazione è che è molto semplice distruggere con la comunicazione che invece riattivarla. L'abbiamo sperimentato già qualche mese fa con l'acqua alta. È bravissima, infatti ho detto, fino a ieri in giro per il mondo Venezia era ancora sommersa dall'acqua, ora Venezia è sommersa dall'acqua e c'è anche il coronavirus, quindi sicuramente la situazione è difficile, bisogna stare molto attenti a come ci si muove e cercare di non distruggere tutto quello che si era cercato di recuperare in questi anni dopo la crisi economica, insomma c'era una ripresa. Penso che questo sicuramente debba essere preso subito da parte dello Stato. Ecco, lei ha detto che ieri ha girato per Venezia, naturalmente conosce tanti veneziani, conosce tanti commercianti, insomma chi gestisce varie attività proprio in città. Qual è l'umore? Cosa dicono? Sono terrorizzati. Sono terrorizzati, gli albergatori che io conosco, le disdette sono ogni giorno, quindi di conseguenza c'è tutto il collegamento dell'indotto, perché alberghi, ristoranti sono collegati anche a tutte le forniture, e quindi di conseguenza la ripercussione è un po' a catena, e quindi ci sono tutte le aziende anche nell'Interland che vanno in difficoltà, e quindi sono preoccupatissimi. Dobbiamo sicuramente spiegare al mondo che siamo tranquilli e tutto a posto, però io vedo che sarà dura, li vedo veramente preoccupati. Ecco, tra l'altro il governatore Zaia più e più volte in questi giorni ha ribadito il fatto che non sono stati chiusi i ristoranti, i bar, non sono stati chiusi i treni eccetera, eppure ha detto sono vuoti lo stesso, quindi dice questo non dipende dall'ordinanza in sé per sé, eppure è successo lo stesso. Sì, assolutamente. Allora, il problema del coronavirus è da qualche tempo che è giusto, e sicuramente quello aveva già indebolito l'attrazione soprattutto turistica del nostro paese. Allora bisognava o all'inizio chiudere porti, aeroporti, fare un'azione come hanno fatto altri stati. Dal momento che questa cosa qui non è riuscita, l'intervento fatto qui in Regione, in Lombardia, è un intervento sicuramente responsabile, con responsabilità verso la sicurezza, la sanità dei cittadini. Però
allo stesso tempo mette in difficoltà l'economia, le aziende, quindi la risposta deve essere pronta dallo Stato, cioè lo Stato deve far fronte a questo tipo di emergenza e cercare ma non solo lo Stato. Io vorrei fare un passaggio in più, perché poi noi siamo in contatto con le nostre segreterie nazionali, quindi ho parlato anche con il segretario generale nel tavolo appunto che è stato fatto a Roma. Ilaria. Il problema è anche l'Europa, a questo punto l'Europa deve intervenire con finanziamenti. Sì. Allora grazie Ilaria, torniamo da voi tra pochissimo, anche perché abbiamo il collegamento, abbiamo il collegamento con Valentina Visentini, che si trova all'interno di un'azienda, una di quelle in difficoltà proprio nella... Ringraziamo anche Sebastiano Costalonga. Esatto, ringraziamo il tuo ospite anche per i segnali lanciati, e tra poco andiamo appunto nel Padovano, ancora nella zona di difficoltà. Marta? Prima avremo al telefono, vedo che segnalano dalla regia, il collega Lorenzo Maier dal centro storico di Venezia, perché ci sono delle novità e anche delle curiosità che arrivano proprio dal capoluogo lagunare. Io vi lascio intanto, Ferdinando, con l'intervista a Lorenzo. Salgo in redazione perché abbiamo da portare avanti il lavoro anche per i telegiornali di questa sera, quindi vi ringrazio. Grazie Marta Maragonzi, ci vediamo dopo. Sì, possiamo vedere Italo anche queste immagini, intanto vedete la Valentina si sta preparando, è all'interno di questa azienda, quindi tra poco la sentiremo. Valentina, vabbè, tra poco andremo da Valentina. Lorenzo, ti chiederei ma un flash, proprio perché stiamo facendo aspettare anche gli imprenditori lì con Valentina Visentin, che aggiornamenti hai, Lorenzo? Sì, buongiorno. Solamente un dato. Volevo farvi così presente che da una mia ricognizione per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere è risultato questo dato abbastanza interessante, cioè al Danieli, che è l'hotel simbolo di Venezia, che si trova in riva di Schiavoni, a 2 passi da Piazza San Marco, al momento le camere occupate si possono contare sulle dita di una mano, quindi volevo darvi questo dato proprio per farvi toccare con mano quella che è la crisi che ci sta vivendo. E non sono certo poche, no? Quindi le camere nel totale. Esatto, sì, su un hotel che avrà 200 stanze, credo, dove hanno soggiornato capi di Stato, gli ospiti più autorevoli che passano per Venezia passano anche di lì, l'hotel Danieli in riva di Schiavoni, al momento camere occupate che si possono contare, ripeto, sulle dita di una mano, quindi fate un po' voi i conti. Allora, grazie Lorenzo, qualsiasi aggiornamento siamo pronti a ricollegarci con te. Andrei di corsa però da Valentina Visentin, che vedo appunto collegata. Valentina, sentiamo pure il tuo ospite, poi se sei d'accordo facciamo vedere dove vi trovate, che luogo meraviglioso che è della nostra regione, per raccontare anche questa azienda. Vedo che giustamente la signora è d'accordo. Vai pure Valentina. E infatti abbiamo deciso di partire proprio qui da fuori, da questo spettacolo, per poi entrare e mostrarvi bene l'azienda. Siamo a Cinto Euganeo, abbiamo fatto 2 chilometri da dove eravamo prima. Guardate che paesaggio splendido alle mie spalle, 2 chilometri, eravamo lì prima noi, se Nicoletta può inquadrare, eravamo proprio lì. Questo è il paesaggio stupendo che ci offre i Colli. Tra le altre cose, arrivando qui a Cinto Euganeo abbiamo già visto molti alberi in fiori, questa è già una primavera anticipata. Con me c'è Cinzia Licardi della Coldiretti, siamo a Cinto Euganeo, fuori dall'azienda, dalla cantina La Roccola, cantina d'agriturismo, perché vogliamo dare un messaggio positivo, nel senso che le attività stanno lavorando, anche se siamo a pochi chilometri da Vo. Qual è la situazione e che messaggio volete lanciare oggi da questo posto meraviglioso? Da questo posto meraviglioso vogliamo lanciare l'idea che i prodotti e i luoghi sono eccellenti, possono essere fruiti in assoluta tranquillità, qui non c'è nessuna limitazione, si può venire a soggiornare, si può venire a mangiare, naturalmente se si mangia bene si deve anche bere bene e qui si può fare. Questo vale per tutti i Colli Euganei e naturalmente anche la provincia di Padova. Colli Euganei che hanno come specificità anche il vino rosso, quindi si può anche bere qualcosa
qualcosa di diverso rispetto insomma alle solite alle cose che siamo abituati a mangiare o a bere. Ricordiamo che ci sono anche molti lavoratori nei campi in questo momento, quindi insomma per far seguire la produzione. Assolutamente, in azienda si continua a lavorare comunque sia dentro che fuori dell'area rossa. Attualmente in area rossa è ferma la commercializzazione, ma i vigneti vanno curati, le aziende vanno seguite, gli animali allevati, quindi si cerca di continuare nel modo più tra virgolette normale possibile, in attesa che questa emergenza finisca bene per tutti, che tutti stiano bene e che possano tornare a fruire dei colli. Diamo un messaggio ai fornitori, perché spesso si vedono impauriti perché la merce arriva da queste zone, ma la merce non ha problemi. I prodotti non hanno nessun tipo di problema, non hanno bisogno di certificazioni supplementari perché sono già ben controllati e quindi non c'è bisogno di nessuna certificazione virus esente, assolutamente. Questa qui è un balzello burocratico che qualcuno si è inventato per mettere in ulteriore difficoltà le aziende, ma non serve. I cibi sono eccellenti, i vini anche, quindi mangiate in tranquillità. Adesso cambiamo paesaggio, dall'esterno passiamo all'interno, dove ci stanno aspettando Alberto e Anna Belluco, che sono i titolari di questa sì. Scusami, non ho capito. Volevo farti conoscere Alberto e Anna. Sì. Valentina, non ho capito se è anche una struttura ricettiva quella in cui ti trovi. Quindi hanno stanze. Sì, questa qui è una cantina, no, non è ricettiva, è una cantina con agriturismo, quindi adesso io vi faccio conoscere Alberto e Anna, che sono i due giovanissimi titolari di questa azienda e vi raccontano un po' cosa stanno facendo in questi giorni e soprattutto sentite che messaggio che ci deve dare Anna. Sentite cosa stava facendo, l'abbiamo interrotta perché stava preparando, sentite cosa, ve lo faccio dire da Anna Belluco. Ciao Anna, cosa stavi preparando? Stavo preparando il menù per la festa della donna, perché noi siamo fiduciosi che le persone possano capire che la zona è libera e che possono venirci tranquillamente a trovare e assaggiare i nostri meravigliosi piatti. Qual era il menù che stavi preparando e noi ti abbiamo interrotto? È un antipasto con i nostri salumi e una frittatina con le erbette spontanee, visto che la stagione ce le sta già donando, un risotto sempre a base di erbette spontanee e delle crespelle e carciofi per salutare un po' la stagione dei carciofi, e con della carne di manzo come secondo e il dolce mimosa per finire in bellezza la giornata. In questi giorni però le prenotazioni, insomma parliamo dei giorni scorsi, hanno subito un calo notevole. Sì, purtroppo la settimana scorsa abbiamo avuto tutte disdette, l'agriturismo ha dovuto chiudere e speriamo in una riapertura in questo fine settimana. Quindi quale occasione migliore per festeggiare la festa della donna? Esatto. Questo è il messaggio di Anna. Alberto invece si occupa più della produzione di vino, lo vediamo, siamo proprio all'interno dove avviene la produzione. Qual è il problema che avete riscontrato? Voi siete a Cintuganeo, siamo effettivamente a 2 chilometri vicinissimi da voi, ma per i fornitori? Allora, noi stiamo cercando di vivere la normalità della situazione, perché comunque la produzione continua. Stiamo avendo difficoltà perché alcuni corrieri non ci vogliono consegnare, essendo vicino alla zona rossa, per cui hanno paura di contaminazione, di entrare in contatto con noi, però la cosa anche perché il codice d'avviamento postale di Cintuganeo, lo spieghiamo, è identico a quello di Vo, quindi si entra anche un po' in confusione. Esatto, per cui associano il codice d'avviamento postale erroneamente al fatto che sia zona rossa. Invece qui noi comunque questa settimana qui stiamo lavorando, stiamo imbottigliando, stiamo producendo tutto quello che il mercato ci sta richiedendo, stiamo anche lavorando con i fornitori e con i clienti, vediamo un po' più di paura da parte del cliente privato, però la zona è tranquilla, siamo tutti molto sereni e in forze fortunatamente, perché se no non lavoriamo, se non abbiamo per prima la salute che ci assiste, e stiamo andando avanti con la nostra normalità, con qualche problema, ma cerchiamo di superarlo ingegnandoci anche a volte.
Ecco, ingegnandovi, ma insomma la produzione, dicevi, va avanti perché i lavoratori sono tutti in forza, ci sono già anche chi è nei campi. Sì, i nostri ragazzi che seguono il vigneto sono all'opera, stanno lavorando per ultimare la potatura, perché ormai in questi inizi di primavera la pianta comincerà a riprendere la fase vegetativa, e stanno lavorando per ultimare questa fase del vigneto. All'interno delle botti ci spieghi un po' come funziona, insomma, qui? All'interno delle botti il vino qua sta riposando, sostanzialmente il bello del vino è che nasce stanco e vive per riposare, per cui sta riposando. Noi con il vino gli unici due contatti che abbiamo è quando raccogliamo l'uva e quando lo assaggiamo, per cui il vino non ci vede praticamente noi. E come vedete la cantina è moderna, per cui anche tutte le tecniche si usano nelle aziende dei Colli Ugani, difficilmente entriamo a contatto con il vino, e non c'è neanche la problematica che noi possiamo contaminare in qualche maniera il vino, perché comunque non entriamo a contatto con il vino direttamente. Vabbè, queste sono cose e dettagli che stanno dando, ma che di solito non sono nemmeno richiesti, questi particolari, perché insomma... Sì, adesso si parla per questa problematica, si ha paura che il vino sia contaminato. Assolutamente no, il vino anzi ha un sistema di autodifesa che è eccezionale in maniera naturale proprio. Comunque insomma da Cinto Euganeo quello che si vuole lanciare, mostrandovi queste realtà che continuano a lavorare, è proprio un messaggio di positività. Sì, noi siamo molto positivi, anche perché abbiamo fiducia che la cosa si risolva velocemente, vediamo che comunque grosse problematiche non le abbiamo, stiamo bene, perché per prima cosa siamo noi che ci sentiamo bene, per cui stiamo continuando nel nostro lavoro. Bene, se non avete altre domande noi fra poco ci spostiamo, restiamo sempre qui comunque a Cinto Euganeo per mostrarvi invece un'altra realtà, un'altra produzione che è quella delle olive, quindi andremo a visitare anche un frantoio. Grazie Valentina, torniamo da voi tra pochissimo, appunto appena pronti, va bene, saremo lì da voi. Cercavo di trasmettervi in diretta la conferenza stampa dell'ULSS Polesana, non so se riuscite a far vedere e sentire appunto dal computer, perché ci sarebbe appunto anche un caso registrato nell'area polesana. Che incominciamo anche a diminuire, cioè il numero di soggetti che quotidianamente si aggiunge nella lista dell'isolamento domiciliare incomincia a calare percentualmente in maniera significativa, anche perché, come ho già detto in altre occasioni, insomma, noi possiamo individuare intorno alla metà di febbraio il T0 della fase, diciamo, post-schiavonia, post-Vo, ecco, dopo la prima fase post-Cina, e quindi dovremmo incominciare a vedere gli effetti delle azioni di contenimento, di isolamento e di prevenzione che abbiamo messo in atto. Questa riduzione percentuale dei nuovi isolati, che non sono nuovi casi assolutamente, quindi il numero dei nuovi soggetti posti in isolamento domiciliare di giorno in giorno, questa riduzione significativa insomma è un altro elemento incoraggiante. La riduzione è anche legata al fatto che stiamo liberando delle persone dalla sorveglianza, perché hanno già completato i 15 giorni di sorveglianza attiva, per cui automaticamente li facciamo uscire dalla sorveglianza, quindi i numeri a maggior ragione si dicono. Presidente Vitale. Allora, tra l'altro restiamo con queste immagini, ma solo per aggiungere una cosa, il dettaglio è questo, pronunciato poco fa appunto in questa conferenza stampa del direttore generale dell'ULSS Polesana, che questo primo tampone positivo, quindi contagio da coronavirus in Polesine, sarebbe di un residente di Adria. Adesso cerchiamo di capire di più, ovviamente seguendo questa conferenza in corso a Rovigo. E non creare allarmismo nei confronti della nostra cittadinanza, quindi questo credo che sia un segno di un importante lavoro che a livello medico si sta facendo nella nostra provincia 24 ore su 24, e ognuno di noi dobbiamo stare tranquilli proprio perché la situazione è monitorata a livello medico e si vede che il lavoro sta dando i propri frutti proprio nel segno positivo
che le cose, se si fanno, sono fatte bene e vengono controllate proprio a livello di quello che è il protocollo che viene previsto a livello sanitario per la nostra nazione. Grazie Presidente, grazie per le giuste parole che ha speso per il personale che in questi giorni sta veramente lavorando con grande impegno e soprattutto grande professionalità, quindi ti ringrazio a nome di tutti loro. Prego Sindaco. Allora, io mi unisco ai ringraziamenti alle persone, alla direzione, a tutta l'ULSS che stanno lavorando quotidianamente per darci tutti gli strumenti per affrontare questo momento. Come ha già detto bene il Presidente, sottolineo ai cittadini polesani, in particolar modo ai miei cittadini di Adria, che la vita continua in maniera normale. Noi dobbiamo seguire le buone pratiche, quelle di lavarsi le mani, quelle di tenere una certa distanza dai nostri interlocutori, quello di proteggersi quando si dovesse tossire, si dovesse starnutire, quelle piccole buone regole che ci sono state date. Gli effetti li vediamo perché ad oggi in tutta la provincia una sola persona è risultata positiva. Ci è stato spiegato che questo contagio nasce da un focolaio già esistente, che è quello ormai appunto conosciuto e tristemente famoso di Vo, per cui mi raccomando non allarmiamoci, è giusta ed umana la preoccupazione che ognuno di noi può sentire al proprio interno, però cerchiamo di affrontare la vita in maniera normale, quindi facendo il proprio lavoro, fare la spesa, bersi un caffè, insomma viviamo normalmente perché la situazione è sotto controllo, l'ULSS sta lavorando e tutte le istituzioni sono in contatto continuo, direi 24 ore su 24, oggi qui c'è la prefettura, ci sono i dirigenti dell'ULSS, quindi affidiamoci alle istituzioni, alla scienza e alla medicina e viviamo la nostra vita in modo tranquillo. Bene, poi finita questa conferenza stampa poi c'è anche un momento di confronto con i sindaci proprio per ripetere un po' le cose che abbiamo già detto, comunque fare il punto proprio anche sulle azioni insomma in atto. Se avete qualche domanda, qualcosa da chiedere? Sì, ci sono alcuni comuni che in queste ore stanno dando via a dei processi di igienizzazione delle scuole. Da questo punto di vista c'è qualche raccomandazione da parte dell'autorità sanitaria oppure è nelle facoltà di ogni amministrazione locale? Allora, non c'è una indicazione alla sanificazione delle scuole, se non per quanto riguarda i focolai se non per quanto riguarda le zone focolaio della positività del virus, quindi chiaramente tutte le scuole di Vo, le scuole di Limena, dei paesi dove c'è stato riscontro diciamo di positività, ma inteso come luogo di insorgenza, come focolaio di insorgenza del virus, quindi a parte quelle situazioni non ci sono indicazioni per un'attività di sanificazione così a scopo di ulteriore cautela, cioè non c'è una indicazione scientifica. Ecco. Se invece l'ordinanza del Presidente Zaia e del Ministro Speranza venisse a cessare e riprende quindi l'attività delle scuole, sarà necessaria un'azione di pulizia delle scuole, essendo rimaste chiuse per una settimana, ma parliamo di pulizia delle scuole. Ecco, quello che ha appena detto Antonio Compostella, direttore generale dell'ULSS Polesana, è molto importante anche perché ci aiuta a capire, cioè le scuole nelle aree che sono zone rosse, che sono luoghi di insorgenza dei focolai sono e saranno pulite e sanificate, le altre pulizia normale, ma è più o meno
quasi la stessa cosa nel tornare a dirvi che il virus non resiste qualora ci fosse sugli oggetti, cioè non è più contagioso, quindi è una cosa che spaventa molto il nostro pubblico e le mamme in questi giorni, ma è importante sottolinearlo. Sentiamolo ancora. Viene veicolato, io mi assumo la responsabilità di quello che ho detto e quindi vi chiedo, ecco, di riportare quello che ho detto. Va bene. E questo è un dato importante su quel che abbiamo sentito della conferenza stampa di poco fa, questo caso che adesso andiamo a verificare appunto come riporta anche il Gazzettino, lo vedete ora nella pagina di apertura con l'appello a Roma da parte del governatore Luca Zaia, poco più giù il coronavirus con i numeri contagiati in Veneto 133, ma ricoverati solo 29, primo test positivo in Polesine, che è quello che vi stavamo raccontando ora e sul quale cercheremo ulteriori dettagli. Indagini epidemiologiche su 30 persone, qui primo caso di contagio in provincia di Rovigo, secondo le prime informazioni si tratta di un paziente di Adria e adesso cercheremo ulteriori informazioni. No allarmi dunque su quel che vi stiamo raccontando. Cercavo, eccolo qua, il ministro dell'economia che dice: primo intervento oggi, stasera ci sarà un primo decreto piuttosto ampio e varato in tempi record, che peraltro non esaurirà le misure che il governo vuole mettere in atto per affrontare l'impatto dell'emergenza coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri su Radio 1, spiegando che ci sarà un secondo decreto la prossima settimana per il diretto sostegno all'economia. Il provvedimento di oggi non guarda solo le zone rosse, stiamo lavorando, ci sono norme aggiuntive e questo, se ricordate, è un appello molto importante che era arrivato anche da questa regione nelle scorse ore, cioè, come dire, è inutile pensare a un intervento economico che riguardi Vo, cioè la zona rossa, deve riguardare l'intero Veneto, perché stiamo guardando i cali, i dati che hanno riferimento alla nostra area più ampia. Esattamente, ancora Zaia, in Lombardia la situazione è diversa per certi aspetti perché hanno molti più pazienti complicati rispetto al Veneto, dove la situazione al momento è assolutamente sotto controllo, dice ancora il governatore Zaia. Quel che abbiamo sentito stamattina e l'appello deve essere all'Istituto Superiore di Sanità, che deve decidere sulla riapertura alle scuole, cosa che viene ribadita. Ancora sugli aeroporti, guardate, i dati li abbiamo visti e letti un po' sempre in questi giorni. Dal Veneto non si potrà volare nelle prossime settimane verso Israele, Giordania e Corea del Sud a causa delle restrizioni ai passeggeri italiani imposte da questi paesi. È diminuito nelle ultime ore il ventaglio delle destinazioni raggiungibili dagli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso. Tutto è funzionante come sempre, dice il direttore commerciale aviation del gruppo Save, ma stiamo soffrendo. Nei primi 3 giorni di questa settimana abbiamo registrato una flessione del sistema degli scali veneti del 30%, questi i dati. Allora, farei un passo indietro prima di tornare a collegarci con Valentina, se è pronta, o Lilaria, su quel che ci ha detto Luca Zaia ieri in merito a scuole e aziende. Sentiamolo. Aspettiamo solo qualche istante, quando è pronto lo sentiamo. L'ordinanza del Presidente della Regione, cioè il sottoscritto, è firmata assieme a quella del Ministro della Salute, quindi dobbiamo essere d'accordo in due. Certo. E di mezzo chi c'è? C'è il mondo scientifico che dice sì o no, perché poi noi non è che ci possiamo inventare le cure, applichiamo dei protocolli. Allora io penso che si possa fare un ragionamento sulle scuole, spero di riuscire a farlo fino in fondo per la riapertura lunedì e anche per altri presidi. Dopo, scusi, le aziende sono in ginocchio. Le aziende sono in ginocchio, ma non si dica che è per colpa dell'ordinanza, perché voglio ricordare che il Veneto ha applicato l'ordinanza più blanda che ci sia. Teatri, cinema. Il Veneto ha chiuso teatri, cinema, discoteche e le scuole. Noi non abbiamo chiuso i bar e i ristoranti, certo, come in Lombardia ad esempio. Lì è l'effetto della psicosi. Cioè da noi, poi è ovvio che i cittadini vedono informazioni in TV, leggono i giornali, la stampa nazionale e estera, non dico che fate psicosi, fate informazione, è inevitabile che io poi posso dirvi, abbiamo i treni vuoti, cioè noi abbiamo i treni vuoti,
abbiamo gli autobus vuoti, nei ristoranti non ci sono clienti, gli alberghi di Venezia sono vuoti. Questo è poi quello che accade. Per non parlare di quello che dicono all'estero, ovviamente. All'estero questa influenza è mediatica, prendiamone atto che questo è il primo virus che arriva nell'era digitale, certo, dove tutti noi abbiamo informazioni in tempo reale di quello che sta accadendo. Ma guardi che l'ordinanza è stata firmata, se non ricordo male, 2 giorni dopo i primi casi. Ma 2 ore dopo i primi casi il mondo intero dava nelle news, nelle informazioni mondiali, dava l'informazione dei casi in Veneto e in Lombardia. È da lì che è partita. Adesso guardi, una minima consolazione qual è? Che il virus è arrivato in Europa. E questo è il dato appunto sottolineato dal governatore Luca Zaia nei nostri studi. Stiamo cercando di collegarci col presidente della provincia di Rovigo, Ivan Dallara. Intanto vi farei riascoltare quanto registrato poco fa da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Abbiamo positivi ma asintomatici, per cui ecco, la situazione è tranquilla e stiamo lavorando in tal senso per fare in modo che non ci sia, che la cosa rimanga all'interno della geriatria, quindi gli operatori stanno lavorando con i DP che sono stati forniti, quindi situazione diciamo sotto controllo e positiva dal punto di vista anche della gestione, che ringrazio proprio i nostri operatori per quello che stanno facendo. In questo momento il reparto di geriatria è chiuso, è stato riaperto? Il reparto di geriatria è chiuso, stiamo valutando i primi pazienti che appunto sono risultati positivi ma diciamo asintomatici, se possono lentamente mandarli a domicilio, ovviamente per poi valutarli a domicilio, per cui la situazione è in progress e positiva. Terapia intensiva? Non abbiamo nessuno in terapia intensiva, c'è solo lo studente universitario, specialista che era da noi, che adesso è ovviamente a Padova. Dal punto di vista nostro non abbiamo nessun caso. La sanità è in prima linea, gli ospedali sono in prima linea, ci sono problemi che si stanno creando con l'epidemia, con le preoccupazioni e i controlli che vengono fatti? Assolutamente no, noi abbiamo ovviamente istituito un sistema, restano ovviamente valide le condizioni che in ogni reparto entri una persona e i caregiver, cioè le persone che assistono. Partiremo da lunedì con dei triage fatti all'esterno nelle tende che abbiamo installato, ma la situazione è decisamente sotto controllo, la popolazione può stare tranquilla da questo punto di vista. E con le tende a cosa servono? Le tende le utilizzeremo come pre-triage, cioè le persone che entrano se hanno febbre o sintomi di tosse, viene fatta un'anamnesi, viene misurata la febbre e poi vengono inseriti all'interno dell'ospedale. Questo non crea più allarmismo, il fatto che le strutture devono approntare con delle tendopoli esterne all'ospedale? Assolutamente no, è una garanzia in più per le persone che ovviamente soprattutto sono cosiddette fasce deboli, quindi persone che hanno delle patologie e che entrano in ospedale, per cui il fatto di fare questo pre-triage significa garantire anche loro, quindi nessun allarmismo ma solo una garanzia in più che diamo ai cittadini. Allora, così il direttore Benazzi, vedo un orizzonte meraviglioso che è quello dei nostri colli, a Vo con Valentina Visentin. Dove ti trovi adesso, Valentina? Siamo sempre a Cinto Euganeo, ci siamo spostati di 1 chilometro. Nicoletta Rizzetto sta inquadrando i vigneti che ci sono in lontananza, perché adesso saliamo un po' questa rampetta e vi andiamo a presentare il titolare del frantoio di Cornoleda, perché oltre al vino i Colli Euganei hanno un'ottima produzione di olio e anche con lui stiamo cercando di fare il punto, di lanciare comunque un messaggio positivo, perché ci ha detto che gli ordini ci sono. E quindi con me adesso vi presento Davis Zanaica, che è il titolare del frantoio di Cornoleda. Abbiamo mostrato prima il paesaggio e adesso con Davis facciamo il punto della situazione, perché insomma sono stati giorni difficili, ma
state lavorando, vero? Certo, è un po' difficile fare un punto della situazione in questo momento, però siamo ottimisti, siamo tutti positivi, quindi positivi sotto l'aspetto del morale e soprattutto della fiducia che i tempi cambieranno e verranno sicuramente tempi migliori. Siamo un popolo di lavoratori, noi veneti, ci tireremo su anche da questo momento di difficoltà e cos'altro dire? Non posso negare che anche noi nel primo periodo ci siamo un po' scoraggiati, abbiamo chiuso il cancello, abbiamo preso le dovute precauzioni, la seconda operazione che abbiamo fatto è stata quella di affidarci alla nostra protettrice, alla Madonna, e adesso siamo rientrati veramente positivi. Gli ordini però non mancano. Allora, abbiamo solo il problema di questo benedetto codice d'avviamento postale, perché quando qualcuno deve consegnare qualcosa un po' si spaventa vedendo che il codice di avviamento postale di Cinto Euganeo è identico a quello di Vo, ma lo continuiamo a ribadire, il comune è diverso e qui si stanno adottando tutte le precauzioni possibili e immaginabili, anche se siamo molto vicini al confine. Però detto questo, insomma, gli ordini ci sono. Allora sì, fortunatamente gli ordini ci sono, poi la cosa positiva è che in un anno come questo stanno arrivando tantissimi ordinativi da parte di giovani coppie di sposi che hanno scelto le nostre confezioni regalo, le nostre bomboniere per il loro evento, il loro matrimonio. La cosa positiva è che nessuna coppia di sposi ci ha chiamato per dirci che teme questo coronavirus, anzi ci chiedono solo se è confermato il loro ordine, sono preoccupati solo che noi gli consegniamo il materiale perché veramente vogliono, e questo ci dà fiducia, ci fa capire che se i giovani non si spaventano non dobbiamo spaventarci neanche noi. Tra altre cose il meteo con questa primavera anticipata, insomma, che stagione vi prepara, vi offre? Mamma mia, io invito tutti quanti a venire a passeggiare nei Colli Euganei in questo momento, in questo periodo, perché ci sono delle giornate davvero straordinarie, davvero stupende. C'è il sole, c'è l'aria buona, c'è meno inquinamento, quindi venite a trovarci, siamo tutti positivi sotto l'aspetto veramente dell'umore e del morale. Sì, infatti l'invito è anche quello di venire a passeggiare in queste zone. Noi ci siamo dovuti per forza di cose spostare in macchina perché abbiamo ovviamente l'attrezzatura, ma ci sono dei sentieri e dei percorsi bellissimi che si possono fare respirando aria buona, ovviamente, perché qui si sta benissimo, c'è una pace, c'è una tranquillità, quindi l'invito che Davis fa, oltre a quello appunto di continuare ad acquistare i prodotti dei Colli Euganei, un messaggio ovviamente del lavoro che va avanti, ma anche quello di venire a viverli i Colli Euganei passeggiando qui nei dintorni. Ci sono tantissimi percorsi. Certo, e speriamo presto che aprano questi confini, perché noi agli amici di Vo siamo legati, siamo praticamente fratelli. I Colli Euganei sono una piccola zona dove tutti bene o male in qualche modo ci conosciamo e quindi siamo molto vicini agli amici di Vo e non vediamo l'ora di riabbracciarvi tutti. A livello di dipendenti voi non vi siete fermati, non ci sono persone che sono dovute per forza di cosa restare a casa? Allora, la nostra fortuna nella sfortuna è che non abbiamo dipendenti, siamo un'azienda a conduzione familiare, quindi siamo tutti operativi. La fortuna è di avere anche la possibilità in questo periodo di avere oliveti e vigneti da seguire, quindi il lavoro non manca, non ci siamo fermati un giorno. Però ecco, speriamo. Le giornate qui continuano, tra produzione di prodotti tipici e ovviamente appunto anche le passeggiate sui Colli Euganei. Adesso se riusciamo ci dovremmo spostare anche per mostrarvi un'altra realtà, che è quella dei ristoratori, e vediamo appunto se riusciamo a raccogliere un'altra testimonianza proprio per raccontarvi come la vita va avanti qui sui Colli Euganei, un territorio che deve essere valorizzato proprio perché appunto lo vedete, persone che lavorano e che si stanno impegnando. Va bene Valentina, grazie. Da Cinto Euganeo è tutto, fra poco torniamo da te tra pochissimo, chiedici pure la linea. Chiediamo scusa, grattava un po' il microfono, ci deve essere un problema, adesso cerchiamo di correggerlo, non sempre prende bene la linea, ovviamente siamo anche in condizioni, come capirete, complicate nel riuscire a coprire tutta la regione con i collegamenti, dipende da quale sia la qualità del collegamento telefonico. Ora, prima di tornare da Valentina, andiamo a Marghera dove c'è Ilaria Marchiori. Prima di questo però vi faccio ascoltare il presidente dell'ISRA a Treviso, Mauro Michelon, il tema case di riposo. Sono in tantissimi a farci domande su questo. Sapete che l'unica iniziativa in merito che è stata
messa nero su bianco e che è fondamentale era un rallentamento delle visite proprio per cautelare il più possibile gli ospiti delle case di riposo, ma sentiamo Michelon cosa dice. Presidente Michelon, l'attenzione dell'Isola dopo questi casi di coronavirus? Beh, l'attenzione è massima, però non vorrei creare anche troppo allarmismo. Sicuramente gli anziani sono soggetti deboli e come tali sono attenzionati. Abbiamo messo in atto alcune iniziative come quella di vietare almeno fino al 1° di marzo le visite dei parenti, degli amici e dei volontari per evitare contatti spiacevoli. Volevo anche però precisare che questo virus solitamente colpisce le persone che hanno già delle patologie in corso, perciò un anziano che è sano non ha problemi. Ecco, per quanto riguarda quei casi che erano in geriatria? Ma allora, noi fortunatamente abbiamo solo il 0,4% di anziani che vanno in ospedale, perciò diciamo, sono numeri veramente irrisibili. Quelle persone che sono andate in geriatria sono monitorate, ma non ci risulta più nulla. È un monitoraggio preventivo, ecco, non c'è nessun messaggio che ti dice che queste persone sono a rischio. Comunque voi i provvedimenti li tenete fino alla fine di questa settimana oppure dopo li porterete avanti ancora? Allora, noi siamo collegati con la Regione, con l'ASL, perciò lavoriamo in coordinamento, ci sarà una riunione presumo lunedì 2 e lunedì 2 vedremo sul da farsi. Allora, torniamo in onda con la nostra diretta straordinaria, vi ricordo sono le 16.08, adesso stiamo cercando ancora, ma è impegnato in riunione giustamente il Presidente della provincia di Rovigo Dallara. Prima di andare a Venezia vediamo se c'è qualche altro aggiornamento che vi ricordo cosa dicono. Sì, questo è vero, lo ha detto poco fa, lo stesso l'abbiamo sentito in diretta, grazie a Cristian che coordina adesso questa straordinaria insieme a Paolo Bottero, ringrazio anche Italo Morao, Roberto Durigoni in regia, siamo tanti che si alternano, non l'abbiamo ancora detto, ma chiaramente ringraziamo una parte per il tutto, una squadra straordinaria in questi giorni e voglio dire ancora grazie anche ai telespettatori e sono tanti che ci stanno scrivendo in merito. Il direttore generale Compostella dell'ULSS 5 Polesana era in diretta, l'abbiamo ascoltato poco fa alle 16, quindi 9 minuti fa, presso l'Aula Magna della Cittadella Sanitaria darà un aggiornamento coronavirus ulteriore. Io cercherò di collegarmi di nuovo allora alla pagina dell'ULSS 5 per vedere appunto se ci saranno aggiornamenti in merito, anche perché l'avete visto, sentito e capito, c'è la segnalazione di questo primo tampone positivo nell'area polesana e che riguarderebbe un residente di Adria, ma insomma adesso attendiamo, ancora non c'è nessuna conferenza stampa proprio perché è finita da pochi minuti quella che vi stavamo mostrando in diretta sul bollettino della situazione coronavirus alla giornata di oggi che è 28 febbraio 2020. Ho girato, Cristian, quel numero di telefono, mi fai sapere se poi riusciamo ad approfondire anche con gli imprenditori, altri imprenditori questo aspetto. Avete visto e capito come oggi stiamo dando molta voce a tutti quelli che intervengono sul fronte operativo, economico della nostra regione e non solo, perché è un'attività di grande attenzione che chiedono per questo territorio, perché Roma agisca. Il ministro Gualtieri, l'abbiamo sentito leggendo una notizia di pochi minuti fa, ha detto come ci si stia preparando il primo decreto che sarà ufficiale questa sera, uno prossima settimana, di intervento sul fronte economico e non solo per quanto riguarda le zone rosse di cui stiamo parlando molto in questi giorni. Mi fai sapere, Cristian, altrimenti risentirei prima di andare da Ilaria Marchiori, ti chiederei, Italo, l'intervento di Luca Zaia delle 13.30 di oggi, pochi minuti ma concetti che è bene fissare, anche perché
tra poco crediamo tornerà a parlare con noi in diretta, di sicuro sarà qui alle 19:30 negli studi di Antena 3 per aggiornare Luca Zaia, sentiamolo. Abbiamo un dato positivo anche oggi, 133 persone che sono positive, però ricordiamo che abbiamo un centinaio di persone asintomatiche. I ricoverati sono 29, uno più di ieri, però in terapia intensiva solo 8. Diciamo che non abbiamo quel trend di crescita che molti si aspettavano e soprattutto esponenziale. La macchina della sanità sta rispondendo bene, spero che si possa trovare adesso una soluzione per le ordinanze, visto e considerato che non sono ordinanze che firmano i singoli governatori, ma sono ordinanze firmate assieme al Ministero della Salute. Non c'è ancora nessun segnale da Roma? No, ma immagino però che la volta di oggi si chiuda questa partita, spero quantomeno con una validazione scientifica. Si può dare sicuramente un segnale di ripartenza, però ci vuole sempre la validazione scientifica. Domenica scade l'ordinanza, nel caso voi aprite? Ma guardi, se scade l'ordinanza è ovvio che si apre, per non riaprire bisogna che ci sia un'altra ordinanza e perché ci sia un'altra ordinanza restrittiva o meno restrittiva bisogna che ci sia ovviamente l'Istituto Superiore della Sanità che dia indicazioni. Questo è il modo di procedere ed è quello corretto. State valutando qualche misura per salvare l'economia del Veneto? Ma sai, per salvare l'economia del Veneto bisogna tornare alla normalità, questo è il primo tema. Dopodiché non vorrei che qualcuno in Veneto pensasse che è sufficiente questo, perché purtroppo la campagna mediatica, la pandemia, l'epidemia mediatica che c'è a livello internazionale non ce la toglieremo dai piedi nel giro di qualche giorno, visto e considerato che tutti cercano di occupare gli spazi che noi lasciamo liberi. Presidente, di cambio di modifica su cosa puntano? Perciò potrà essere anche diverso da regione a regione? Ma guardi, no, io immagino che ci sarà una sorta di uniformità di approccio, quantomeno di indicazioni, però la verità è che non sono ordinanze che possono firmare i singoli presidenti di regione, sono d'intesa con il governo, tanto è vero che l'ordinanza portava la firma mia e del Ministro Speranza e dovranno essere comunque validate dalla comunità scientifica. Per quel che mi riguarda, con i dati di oggi del Veneto, posso dire che assolutamente la situazione è assolutamente sotto controllo. Lei è determinato e vuole riaprire per far ripartire il Veneto. Fontana invece questa mattina ha detto no, è meglio aspettare, predica cautela. Ma sa, la situazione in Lombardia è una situazione diversa per certi aspetti perché hanno molti più pazienti complicati. Adesso ho sentito della situazione, se è confermata, me lo dovete dire anche voi, della Toscana che ha oltre 800 casi in isolamento fiduciario. Quindi è una situazione in continua evoluzione, dovremo vedere, io dico che dobbiamo adottare un'ordinanza che poi si cali sui territori ma che ci sia un'uniformità di pensiero e ovviamente di azioni. E questo lo riusciamo a fare, però ripeto, tutto non prescinde dal fatto che l'Istituto Superiore della Sanità deve darsi delle indicazioni. Ma la scelta di modificare l'ordinanza è perché la situazione è più tranquilla o perché l'ordinanza stava rischiando di creare anche più caos? Guardi, no, intanto c'è un problema contingente, l'ordinanza scade. Quindi da domenica sera alle ore 24, se non si fa nulla, si torna alla totale normalità. Se si fanno altre scelte meno restrittive ma di comunque ancora da sottoporre all'ordinanza, bisogna scriverla prima. Presidente, per quanto riguarda la situazione di Treviso, l'ultima domanda, si era parlato del fatto che c'è parecchio personale sanitario che è risultato positivo e si era parlato di mancanza di personale. Come la si sta risolvendo questa questione? Ma guardi, il tema dei tamponi, gli isolamenti fiduciari e quant'altro stiamo affrontando in tutto il Veneto, non solo a Treviso. Abbiamo già attivato l'assunzione di 215 infermieri e si va avanti in questa direzione, ma la situazione è assolutamente sotto controllo. Contattate il dottor Benazzi, vi darà anche numeri più esatti di tutto questo. Grazie, buon lavoro. Allora, così, governatore Luca Zaia, 3 ore fa mi pare circa. Allora, torniamo lì nella sede della Protezione Civile a Marghera, dove Ilaria Marchiori adesso è con il sindaco di Mira Marco Dori. Vai Ilaria. Mi stanno dando la linea? Sì, eccoci qui, ci ha raggiunto il sindaco di Mira Marco Dori. Benvenuto sindaco, innanzitutto com'è la situazione? Ricordiamo, il primo caso è stato proprio nel suo comune. Sì, esattamente una settimana fa, era venerdì notte, mi hanno chiamato, io ero a Cremona e mi sono precipitato qui perché il primo caso conclamato nel veneziano ha riguardato una persona di Oriago che è una frazione di Mira.
Ecco, come avete gestito questa settimana? È stata una settimana dura perché è una cosa nuova, non era mai capitata una situazione di questo genere e la cosa più importante per noi è stata quella di avere chiaro quello che stava succedendo per poi dare ai cittadini tutte le informazioni, le precauzioni, perché il primo provvedimento che ha riguardato un comune nel veneziano è stato appunto un provvedimento per Mira. Ecco, lei ha detto tutte le comunicazioni, voi siete stati costantemente, possiamo dire proprio 24 ore su 24 in contatto con la cittadinanza, in che modo, come avete fatto? Dalla telefonata del cittadino ai social, ai media, abbiamo approntato una squadra operativa che ha dato informazioni costantemente, Facebook, sito istituzionale, Instagram, tutto, una ottima comunicazione, però sempre e solo su cose vere e confermate. Non abbiamo avuto la voglia di dare informazioni non verificate, ne abbiamo corrette altre, perché una delle cose che abbiamo notato in questa settimana era la frenesia all'informazione, però dentro c'era anche la cattiva informazione, le fake news, e ne abbiamo dovute smentire più di una. La cittadinanza come si è dimostrata? Spaventata all'inizio, ora è più tranquilla, come è andata in questi giorni? Ecco, io ringrazio i miei cittadini, perché pur toccati da una cosa nuova hanno saputo reagire in maniera intelligente, non si sono fatti prendere dal panico. Io ho sempre raccomandato le giuste precauzioni, ma anche di prendere le cose per quello che erano, quindi costantemente informati, si sono attenuti alle indicazioni e alle disposizioni. Un ringraziamento, se mi permettete, anche ai miei dipendenti comunali che hanno fin dal primo giorno voluto mandare avanti gli uffici, perché noi abbiamo il compito di essere sempre presenti. Un ringraziamento anche alla giunta comunale che insieme a me ha lavorato, e anche a tutti i consiglieri, a tutta l'amministrazione, perché al di là dei partiti, al di là delle posizioni, io ho sentito una grande fiducia da parte di tutti. Sindaco, questo quanto accaduto in questa settimana, ormai si può dire, qui nella nostra regione, poi nel veneziano, ha dato, lo sappiamo, lo ripetiamo da giorni, un duro colpo all'economia. Per quanto riguarda le imprese di Mira, perché insomma la Riviera del Brenta ha molte aziende, molte imprese, si lavora molto, la situazione com'è? Sì, c'è stata preoccupazione, perché quando la domenica hanno cominciato a uscire le prime indiscrezioni sulle misure, pareva che ci fosse addirittura una misura di quarantena, ma in realtà non è così. La mia città non è mai stata in quarantena, anche se veniva indicata nella specifica ordinanza, e allora le industrie, le grandi industrie che sono presenti a Mira, che sono soprattutto quelle chimiche, mi hanno contattato per capire cosa succedeva, cosa stava accadendo. Io ho sempre dato le informazioni giuste e puntuali, che non vi era nessuna chiusura delle industrie, ma non vi era nessuna chiusura delle attività. Allora, Ilaria, ricordo che il martedì, perché abbiamo avuto un lunedì dove c'era veramente il deserto dei tartari, Ilaria, non c'era nessuno in giro, nessuno nei negozi, nessuno nei bar, ma non eravamo in quarantena. Una delle prime cose che ho fatto il martedì, confermando i mercati settimanali, è stata quella di recarmi in un bar, fare un video dove prendevo un caffè per far capire ai cittadini che con le dovute attenzioni bisognava continuare a fare. Certo, Ilaria, torniamo da te tra pochissimo. Vi chiedo solo di aspettare qualche istante, andiamo al telefono, abbiamo Giordano Riello. Buongiorno Riello. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora, so che anche nelle ultime ore utilizzato la platea nazionale per lanciare un appello, no? Che riguarda le imprese di questa regione, eccetera. È imprenditore, è qui, lei fu tra i primi a scriverci nei giorni scorsi sui rischi, l'avevamo detto e raccontato molto bene in diretta. Che rischio stiamo correndo? Allora, stiamo rischiando una pericolosa recessione. Già i dati economici per il 2020 non erano entusiasmanti. Il panico genera caos, e il caos è il peggior nemico della prevenzione. Rischiamo, oltre che un contagio a livello sanitario, anche un contagio a livello economico, che sarà molto più pericoloso e sicuramente con più vittime. Bisogna imparare, questa è una cosa che dico con grande determinazione, a comunicare meglio le emergenze, che sono una cosa seria. L'allarmismo mediatico da social può creare molte più vittime rispetto al virus, e noi come imprese in questo momento siamo molto preoccupate per la tenuta socio-economica del nostro territorio e del nostro Veneto. Due dati, guardi, le do, che sono molto significativi.
Le previsioni sono per una perdita di circa 4 miliardi di euro di consumi e un impatto sull'occupazione che potrebbe superare i 60.000 posti di lavoro. E oggi in azienda lo viviamo, perché il messaggio che abbiamo visto e mandato all'esterno, soprattutto negli altri paesi oltre Alpe, è drammatico. Gli autotrasportatori dall'estero hanno paura di venire a ritirare la merce nei nostri stabilimenti e non vogliono venire. Paura che però svanisce quando vengono pagati il 15% in più, quindi questo è sicuramente il sentimento di una speculazione che c'è alla base di questo allarmismo. Quindi noi dobbiamo controllare meglio la nostra informazione, il governo deve agire in modo più coordinato, perché non possiamo compromettere un sistema già fragile. Riello, le chiedo una cosa, forse mancava il secondo punto ma ci arriviamo subito. Il ministro Gualtieri poco fa ha annunciato il primo decreto per questa sera, un altro settimana prossima, non riguarderà solo le zone rosse, cioè quindi perché ovviamente l'abbiamo capito, l'economia si ferma in tutta la regione Veneto per esempio in questo caso, no? Cioè c'è il rischio che ricada anche sugli altri, o meglio lo stiamo vedendo e vivendo. Esattamente, in tutto il nord Italia, in termini di PIL diciamo, sappiamo bene che cosa significa. Di che cosa ci sarebbe bisogno? Perché se no si rischiano gli interventi a pioggia, se no si rischiano finanziamenti che poi non arrivano, se no si rischia... Cioè che cosa serve? Una grande campagna mediatica di informazione all'estero? Che cosa può volere un imprenditore in questo momento per ritornare a marciare come prima? Visti i rallentamenti che stiamo subendo, sono necessarie delle misure a sostegno dell'impresa, sia di natura finanziaria, sia di sostegno al lavoro, che di politica estera. Questi sono i tre fil rouge che bisogna seguire per riuscire non a rilanciare la situazione, ma a sostenere una situazione già critica. Come dicevamo, la situazione economica per il 2020 era già fragile, adesso dovremmo lavorare per recuperare questo ulteriore gap ancora di più e ogni giorno che rimaniamo fermi si traduce in settimane di criticità per la nostra economia e quindi per il nostro futuro. Io mi aspetto dal governo una manovra coordinata, non che ognuno vada in maniera completamente autonoma. Quello che stanno facendo è in parte corretto ma non è sufficiente perché non basta solamente sospendere i mutui. Bisogna fare delle azioni più incisive. Tenga conto che leggevo oggi sul Guardian della Cina che ha stanziato una quarantina di miliardi per far fronte alle penali che le aziende subiranno nelle spedizioni. Quindi la Cina, questo è un intervento significativo, non stiamo parlando di qualche decina di milioni, ma di miliardi a sostegno dell'economia nazionale. Noi non abbiamo questi strumenti perché l'Italia non ha soldi storicamente. Però bisogna agire con più responsabilità in questo senso, non servono misure da qualche milione spot. Però Riello è verissimo, ma davvero le chiedo un flash, cioè è l'estero che non vuole più le nostre merci, no? Addirittura, questo è il paradosso, in questa regione che rappresenta il 40% dell'export italiano, poi se sbaglio mi correggerà lei, è l'estero che non vuole più le nostre merci addirittura, quindi non saremo noi ad essere in ritardo, ma a dover stralciare dei contratti, no? Stracciare dei contratti che abbiamo firmato. Allora, l'estero sta disdicendo tutti gli appuntamenti che avevano qua in Italia e non ricevono i cittadini lombardi e veneti nelle loro sedi. Io le porto un'informazione, un dato che noi abbiamo vissuto, quindi parte della nostra esperienza l'altro ieri. Abbiamo ricevuto una telefonata da una grossa multinazionale straniera, inglese, che ci ha detto quali sono le nostre operazioni che stiamo mettendo in atto di business continuity per mantenere un livello di produzione accettabile per far fronte ai loro ordini e se abbiamo degli stock sufficienti di componentistica per i loro approvvigionamenti. Noi abbiamo detto che la situazione è molto più tranquilla rispetto a quella che può sembrare. Un altro importante cliente sudafricano ci ha chiesto quali sono le procedure che stiamo utilizzando per disinfettare i nostri condizionatori, i nostri chiller prima di spedirli, che tra l'altro per andare in Sudafrica fanno 4 settimane di navigazione in oceano. Sì. Quindi c'è veramente un messaggio all'esterno terribile che noi stiamo dando, senza tener conto del fatto che se si ferma l'Italia non si ferma solo il nostro paese, si ferma l'Europa, perché noi siamo il primo esportatore di componenti. L'abbiamo capito molto bene. Grazie davvero Giordano Riello, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora, abbiamo una serie di iniziative, di novità. Scusami, Italo, prima di andare da Valentina, 30 secondi, perché sappiatelo, come Milano non si ferma, l'Italia non si ferma, adesso sono pronti in tutte le regioni dei video di questo tipo, il Friuli Venezia Giulia è il primo, c'è anche quello di Treviso, anche se non l'abbiamo ancora mostrato, ma c'è, sta per arrivarci, il Friuli Venezia Giulia, guardate che video ha appena realizzato per mostrare si riparte, ci siamo, non siamo fermi. Vediamolo. Dunque, il Friuli Venezia Giulia non si ferma, l'avete visto molto chiaramente e sarà lo slogan che nell'arco delle prossime ore, dopo il Milano non si ferma, vi dicevo, inonderà il web ed è bene che giri in tutto il mondo. Dunque, Valentina Visentin, vedo le immagini, credo sempre Vo, Cinto, dove sei adesso Valentina? Monteresina, siamo nella frazione di Fontana Fredda, siamo sempre a Cinto Euganeo, molto ma questa è un'area non incriminata, ma non dobbiamo neanche definirla così. Con me c'è Diego Dal Santo, ristoratore di Fontana Fredda, della trattoria da Fuffi. Purtroppo qui invece la situazione è veramente difficile perché tutte le prenotazioni sono state disdette, non solo per la cucina settimanale ma anche per quella del fine settimana. Tutte le prenotazioni sono state disdette fino a quando? Adesso tutto questo fine settimana e anche la settimana prossima hanno già cominciato a chiamare per disdire perché hanno paura, hanno detto che non vengono più in queste per il momento e quindi dicono io sono qua. Però vogliamo un messaggio, cioè qui non sta succedendo niente. Non succede niente, non è successo niente qui per il momento e speriamo che non succeda altro. Adesso speriamo che la situazione si evolva nel miglior modo e aspettiamo e vediamo cosa succede, insomma, ecco, perché sì, non so neanche io cosa dire perché in effetti è una situazione un po'... Però facendo un attimo due conti, c'è questa emergenza che danno vi ha provocato, perché a Vo le prenotazioni dicevamo sono state disdette fino a maggio, anche giugno. Esatto, qui tutte le cresime, battesimi, tutti qui per il momento non siamo andati fino a maggio, però se continua così sicuramente continueranno le disdette e noi continueremo a rimanere qua ad aspettare e vedere cosa succede e non so cosa dire altro perché appunto è una situazione particolare basta. Qui siamo anche in un punto di passaggio, insomma c'è gente che cioè, almeno si gode, viene a fare qualche passeggiata? Ma guarda, ho visto in questi ultimi 2 giorni, ho visto parecchia gente arrivare rispetto al fine settimana scorsa che praticamente era proprio deserto, ho visto gente che si muove, comincia ad andare ancora per i colli, a camminare e si potrebbero anche fermare a mangiare perché tanto il problema non c'è qua, quindi cerchiamo insomma di attivare l'attività ristoratoria e tutte le altre attività perché un po' tutte quante le attività sono in difficoltà. Ecco l'invito appunto che facciamo anche alla cittadinanza. Sì, Valentina, scusami solo un secondo, intanto anche perché siamo un po' in ritardo con molte altre notizie, ma torniamo subito da te. L'autorità sanitaria dell'ULSS ha informato questa mattina il sindaco di Noventa Padovana sul risultato positivo al coronavirus attualmente ricoverato a questo suo concittadino presso l'ospedale di Padova, quindi un caso accertato di contagio a Noventa Padovana, ora ricoverato verso l'ospedale di Padova, quindi insomma forse nel flusso l'avevamo sottolineata poco questa mattina. Prego. Sì, le notizie su questo caso di Noventa Padovana sono ancora pochissime perché il sindaco Bisato, che abbiamo contattato anche telefonicamente, non ha voluto dirci nulla di più perché anche lui sa pochissimo. Pare però che questo caso che riguarda Noventa Padovana sia collegabile con il cluster di Vo, ma attualmente non ci sono altre informazioni su questo caso che appunto il sindaco di Noventa Padovana ha segnalato attraverso la sua pagina Facebook nella tarda mattinata intorno a 12:30
quest'oggi. Ci sono veramente ancora pochissime indicazioni e informazioni su questa notizia, che comunque non è il segnale che ci sia un'altra zona, un altro focolaio, semplicemente dovrebbe essere una persona che è passata da Vo, ma appunto non diciamo altre informazioni, non sappiamo niente di più e quindi meglio non dire cose che poi non si risultano essere verificate. Allora, adesso appunto volevamo solo rinnovare l'appello per questi ristoratori di Cinto Euganeo che stanno patendo appunto la situazione di Vo, e l'invito appunto è di non lasciarli soli, insomma di riuscire a passare anche di qua proprio per una passeggiata e anche per mangiare qualcosa. Per mangiare polenta e muso, tripe, baccalà, carne ai ferri, soppressi, insomma cerchiamo di muoverci, tornate per favore, dai. Importante. Con Diego appunto questo è l'appello dei ristoratori di Cinto Euganeo. Noi le costicine mi chiedo. Anche le costicine, facciamo tutto. Per forza, sui colli. Sentito, si fanno anche le costicine. Perfetto. È buonissimo, non c'è, anzi è consigliato. Noi adesso ci spostiamo anche nella zona termale, perché anche lì la situazione degli alberghi, insomma, per mostrarvi un po' come funziona anche questo distretto, il distretto termale. Bravissima, infatti tra l'altro forse lì prenderà un po' meglio rispetto a quest'area, perché anche lì è complicato riuscire a collegarsi con voi, ma Abano Terme, notizia su alcune chiusure di alberghi, però questo la vorrei verificare ovviamente con te poi sul posto. Molti telespettatori ci hanno segnalato una cosa di questo tipo. Adesso noi abbiamo appuntamento con il sindaco di Montegrotto, che con lui facciamo il punto della situazione anche per la zona termale. Perfetto, grazie, ringrazio il tuo ospite, ci risentiamo tra poco. Grazie Diego, arrivederci. Grazie a Diego. Allora, Italo, non mi ricordo se avevamo la pubblicità più o meno un'ora fa, se è necessario, se no io farei sentire di nuovo. Ah no, c'è Ilaria, hai fatto bene, grazie, hai ragione a segnalarmi questo. Ilaria, se tu sei già collegata veniamo subito da te. Sì. Allora. Sì, ci ha raggiunto il sindaco di Mira, è dovuto andare via. Mi dispiace. Mi sentite? Vabbè, sì, ti sentiamo, scusati con lui da parte nostra. Sì, è dovuto andare via perché naturalmente, sì certo, naturalmente anche loro hanno gli impegni, poi sapete che c'è un tavolo permanente anche per quanto riguarda i sindaci ogni sera nella sede dell'Ulso di via Dontosato a Mestre, per cui insomma anche loro hanno i tempi molto stretti. E invece ci ha raggiunto nel frattempo Mario Ragno, il segretario della UIL qui a Venezia, perché UIL e CGIL hanno fatto una richiesta precisa al Comune di Venezia. Esatto, abbiamo fatto una richiesta partendo che non si deve creare né allarmismo né altre forme di paura, ma per tutelare al massimo i nostri lavoratori, gli utenti, i bambini, riguardo alle scuole, che vengono affisse all'interno delle scuole tutte le regole di comportamento che devono tenere gli operatori, capire nel caso di un caso sospetto come devono muoversi gli operatori e avere quei DP, quindi quei dispositivi di protezione individuali necessari per affrontare queste cose. Ecco, questa è una richiesta che avete presentato, a cui non è ancora stata arrivata risposta. Noi sappiamo che, non so se voi abbiate già fatto vedere le immagini dei vari sopralluoghi che ci sono stati questa mattina proprio dal sindaco Brugnaro insieme all'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, in vari istituti scolastici e anche all'ospedale civile di Venezia. Non sappiamo ancora l'esito perché appunto avremo l'assessore Venturini tra poco che ci raggiungerà proprio qui. Però alla luce magari anche di questa informazione probabilmente vi arriverà una risposta immediata. Sì, ma noi non abbiamo bisogno che ci diano una risposta, noi abbiamo bisogno che vengano messe in atto tutte queste richieste, queste cose di buon senso. Abbiamo visto anche noi il video e siamo felici perché finalmente i disinfettanti arrivano nelle scuole, cosa che fino all'altro giorno scarseggiava notevolmente, per cui noi conosciamo molto bene la realtà. Altra cosa che abbiamo fatto richiesta, anzi i nostri rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori hanno
dopo un incontro col medico del lavoro del Comune Venezia, sono stati chiesti tutti i DPI, sempre questi dispositivi per la polizia locale, che mancano anche per i tempi normali, quindi noi abbiamo chiesto che vengano forniti soprattutto in questi periodi. Per cui, ripetiamo, nessun allarmismo, sappiamo che la situazione va tenuta sotto controllo, non è pandemia, ma sicuramente ci vuole la giusta attenzione, per cui non risolveremo il problema coronavirus fornendo questi dispositivi, ma sicuramente potremo contenerla molto meglio e arrivare prima possibile alla soluzione del problema. Noi crediamo che questo problema non è un problema di destra o sinistra, non si deve fare sciacallaggio politico o sindacale, ma tutti assieme dobbiamo lavorare, ragionare, discutere e trovare soluzioni, soprattutto con i tecnici che ne capiscono anche molto più di noi, visto che sono loro del mestiere, e trovare le soluzioni adeguate. Io credo che tutti assieme possiamo fare un buon lavoro, e l'importante è che la popolazione e i lavoratori non si allarmino per cose che non servono e che possono creare più danno che beneficio poi. Ecco, infatti, forse questa è una delle poche situazioni in cui c'è unione. Assolutamente sì, qua non è che dobbiamo discutere chi è più bravo, chi è meno bravo o chi l'ha combinata più grossa, qui è da trovare le soluzioni, per cui io credo che se andiamo in questa direzione facciamo il bene di tutti, facciamo il bene dei nostri lavoratori, facciamo il bene degli utenti e di tutti i cittadini di Venezia e provincia. La speranza è che anche i comuni minori applichino queste norme di buon senso e di igiene. Ilaria. Perché soprattutto sono norme di igiene che dobbiamo ottenere. Speriamo lo facciano tutti. Sì? Allora, se non hai aggiornamenti torniamo da te tra poco, anche per capire, cioè di fatto lì che tu abbia inteso, alla sede della Protezione Civile attualmente chi c'è? Continua qualche rappresentante della Giunta, c'è qualche assessore o no? No. No, attualmente non c'è nessuno, sono andati via tutti poco dopo il termine dell'incontro con i dirigenti dell'ULSS del Veneto, non è più rientrato nessuno, almeno fino a questo momento. Potrebbe arrivare qualcuno tra qualche ora, non lo so, appena probabilmente ci saranno anche delle notizie, se arriveranno proprio dal governo, ma al momento non c'è alcun rappresentante e il governatore Zaia non è ancora rientrato. Va bene, grazie Ilaria Marchioro e il suo ospite. Due flash, il primo Electrolux, il comunicato arriva da Porcia, la sede di Porcia Pordenone. Le mascherine come dispositivo di sicurezza per prevenire la diffusione del coronavirus le useranno da lunedì mattina i circa 4.700 dipendenti della multinazionale Electrolux nelle sedi italiane di Porcia Pordenone, Susegana Treviso, Solaro Milano, Forlì e Cerreto d'Esi ed Ancona. Lo si apprende da fonti aziendali. Poi c'era un'altra notizia che è quello che riferiva anche stamattina nell'inizio della nostra diretta straordinaria Marta Marangon, con Coldiretti che denuncia la fuga dei braccianti stranieri in Italia, le tante disdette dei lavoratori stagionali. SOS Made in Italy viene così definito. Dunque avevamo, non mi ricordo più, allora sempre su Padova avevamo detto le disdette di Pasqua da Padova, la denuncia, tra l'altro vedo inquadrato Nicola Rossi nel nostro preview che ha fatto sapere come sul fronte delle fiere sia stata attualmente cancellata, e speriamo che, come la fiera dell'occhialeria a Belluno solo rimandata, come il carnevale per esempio di Treviso, ci diceva Mario Conte, dimostreremo che torniamo alla normalità festeggiando il carnevale, riportando i bambini in piazza nelle prossime settimane. Sarà una grande festa di cui mostreremo al mondo la gioia, e appunto anche casa su misura cancellata si possa recuperare nelle prossime settimane. Sentiamo. La sofferenza per il nostro comparto turistico, alberghiero, è già evidente. Le disdette sono delle ferie pasquali, sono già importanti, le aree vicentine, padovane hanno già perso la metà delle prenotazioni per arrivare a punta del 100% quasi nelle aree sul litoraneo. Invito tutti a non farsi intimorire da qualche titolo dei giornali forti, perché i nostri alberghi sono funzionanti, attivi, le nostre piscine funzionano,
sono clorate, quindi gli aspetti igienico-sanitari sono tutelati, si può fare la fangoterapia. Quindi è una situazione critica dove devono emergere, più che i messaggi negativi che incutono terrore nelle persone, i messaggi di positività. La mediaticità di questo evento fatto su scala internazionale ha portato una percezione sbagliata di com'è la situazione nel nostro territorio. Io voglio ribadirlo, il nostro territorio è un territorio aperto, non c'è zona rossa, quindi invito tutti a dare i segnali positivi, i segnali che devono corrispondere all'effettiva realtà delle cose. Allora, va bene, no, prima di, no, ti chiederei Cristian, prima di Santocono, noi sentiamo Dalben ancora invece, per completare il giro dei direttori generali che stiamo facendo riascoltare ai nostri telespettatori perché sentano dalla voce, diciamo, preeminente della comunicazione sul fronte sanitario quello che stamattina è emerso dal vertice che citava Ilaria Marchiori poco fa. Prego. Le strutture di prevenzione, anche le tende, a cosa serve tutto ciò? Beh, sono state, come dire, installate per essere pronti a fronteggiare una situazione ben più, come dire, numerosa e pericolosa rispetto all'attuale, quindi sono state installate per precauzione. Attualmente le usiamo però per fare il cosiddetto pre-triage e quindi dividere le persone che hanno delle sintomatologie respiratorie dalle altre che arrivano in pronto soccorso. La situazione adesso com'è nella LUSL veneziana? Ma è una situazione che si sta via via stabilizzando e che stiamo chiaramente monitorando, siamo molto concentrati, la unità di crisi è permanentemente in riunione, incontriamo ogni giorno i sindaci, incontriamo ogni giorno le rappresentanze sindacali sia del comparto che della dirigenza medica, quindi una situazione che ci vede molto concentrati, molto attenti, ma tutto sommato abbastanza tranquilli. Perché la situazione non c'è quel sviluppo dei rischi che si temevano? Non c'è questo aumento esponenziale che magari veniva ipotizzato, si assiste sì alla presenza di qualche nuovo caso ma nell'ordine di qualche unità. Per quanto riguarda i medici, anche loro rischiano e qualcuno tra l'altro ne ha subito le conseguenze, anche loro hanno subito risultano positivi? Sì, c'è qualche medico che chiaramente ha visitato qualche dei pazienti che poi sono stati positivi, che a sua volta è stato posto in isolamento come da protocollo. Però sono medici che come dire, sono seguiti, attenzionati e che non hanno in questo momento problemi. Dunque così Dalben, avete sentito la voce per quanto concerne appunto la situazione sanitaria. Allora va bene anche questo, tra poco lo prepariamo, vediamo se ci sono altri aggiornamenti. Gualtieri ve l'abbiamo detto che prepara il decreto, avete sentito anche i dati, i numeri e le esigenze degli imprenditori del nostro territorio, un intervento per le imprese, un intervento sul lavoro, un intervento di promozione internazionale, perché ogni giorno di stop nelle nostre imprese si ripercuote in settimane di difficoltà sul fronte produttivo, di vendita e similari. Dunque, Roffarè, poi abbiamo sentito, ti chiedo Cristian, credo di no, il segretario aggiunto Maier, va bene, andiamo a Maier, poi credo che ancora si debba proporre l'intervista a Roffarè. Vediamo, Lorenzo, tu ci volevi raccontare un po' l'aspetto del mondo cioè del mondo del mare, no? Del mondo delle nostre coste e che vive già difficoltà estreme, no? Sì, buongiorno. Dopo la notizia di ieri che avevamo riportato della proposta di fare un carnevale estivo durante l'estate per, diciamo, riprendere le fila di questo carnevale interrotto così bruscamente e dare un messaggio al mondo, oggi registriamo di poco fa una proposta degli operatori degli stabilimenti balneari qui al Lido di Venezia che sono pronti a aprire i loro stabilimenti già da aprile, dalla settimana di Pasqua, cosa che in altre località del litorale
uso comune, ma qui invece nella spiaggia del centro storico di Venezia, il Lido, la stagione tradizionalmente va dal 1 di giugno al 15 settembre, quindi c'è questa proposta di aprire già dalle 10 di aprile le spiagge in maniera tale di far vedere concretamente al mondo del turismo che Venezia è aperta, fruibile, visitabile, vivibile per la sua arte, ma anche per quelle che sono le altre attrazioni, tra le quali appunto una spiaggia dove nacque ai primi del Novecento, ricordiamo, il turismo balneare. Senti, tra l'altro le disdette sono infatti percentuali altissime, no? Quello che abbiamo capito nelle ultime ore. Sì, assolutamente, poi c'è anche la preoccupazione, come dicevamo, come ha detto anche il governatore Zaia più volte, e la preoccupazione anche per tutti quei lavoratori stagionali che quindi aspettano il mese di marzo e tradizionalmente sono impiegati da marzo a fine settembre per quella che è la stagione turistica, perché la stagione turistica, anche se parte in maggio, ovviamente in particolare gli stabilimenti hanno bisogno di essere preparati, predisposti, allestite le capanne, gli ombrelloni eccetera, per cui tutto questo ha c'è un grosso pericolo, insomma. Ecco, la preoccupazione è quella che gli operatori stagionali, parliamo di circa 1500-2000 addetti solo qui al Lido e nelle isole, temono di avere contratti più brevi o comunque che possono essere richiamati in servizio, salvo poi vedere mese per mese come saranno le proiezioni delle prenotazioni dei mesi a venire, e quindi non avere la garanzia neanche di un'occupazione stagionale di fatto. Ok, va bene. Grazie a Lorenzo Maier. Mi arriva un comunicato, l'Istituto Comprensivo 3 di Treviso, il dirigente scolastico fa sapere che lunedì le lezioni inizieranno alle 10 per permettere la pulizia. Allora vediamo se trovo questo documento, qualche istante. Allora, posticipo delle lezioni del giorno 2 marzo 2020, misure di contenimento alla trasmissione del virus, vi ripeto è solo però Istituto Comprensivo 3, il Felicent, quindi non ne facciamo una decisione assoluta, anche perché bisogna attendere la decisione del governo, soprattutto già ci si sta preparando all'eventualità appunto della riapertura, ma si dice invece di cominciare alle 8 si comincia alle 10 per ovviamente consentire le operazioni di pulizia. Le lezioni del 2 marzo avranno inizio alle ore 10 anziché alle 8 per permettere ai collaboratori scolastici un'adeguata pulizia ambientale secondo le modalità proposte dall'ULS, Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Eccolo qua, grazie ragazzi. Contenimento della trasmissione del virus, per contenere la trasmissione del virus. Il servizio di trasporto scolastico pertanto sarà garantito e la raccolta degli alunni alle rispettive fermate sarà posticipata esattamente a 2 ore dopo. In caso di eventi che modifichino il contesto verrà data tempestiva comunicazione attraverso il sito dell'istituto. Vedete come ci si prepara ancora a ogni evenienza. Dunque intanto vi mostro l'apertura del Corriere della Sera.it, guardate cosa riprende, cioè sul Corriere Nazionale c'è un brano dell'intervista di una cosa che ha ripetuto più volte in questi giorni il governatore Luca Zaia. Grazie all'igiene i veneti solo 110 positivi, i cinesi li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi. Dichiarazione molto forte che ha fatto in questi giorni il governatore Luca Zaia durante le nostre dirette e che come vedete è stata ripresa ora dal Corriere.it. Riusciamo forse anche a farvela riascoltare. Il paradosso è che noi vi facciamo ascoltare un pezzo dal Corriere della Sera di una cosa che il governatore Luca Zaia ha detto nei nostri studi. Vediamo. Continuare io penso che noi a differenza con le buone pratiche. Sa perché noi possiamo dopo una settimana 116 positivi, dei quali 63 non hanno sintomi, stanno bene, certo, e ne abbiamo solo 28 in ospedale. Sa perché? Perché l'igiene che ha il nostro popolo, i veneti, i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale che è particolare.
anche l'alimentazione, la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero, le scadenze degli alimenti. Lei dice ma cosa c'entra? C'entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. È un fatto anche di corredo, no? Perché il virus non deve trovare un ambiente che diventa un substrato, il virus deve trovare pulizia, quasi un ospedale. Noi siamo un po' maniaci per questo, infatti diciamo sempre i bambini ormai non mangiano più qualsiasi roba che cade per terra. Sì, però noi abbiamo, volte, insomma, diciamo. Allora così con l'intervista al governatore Luca Zaia nei nostri studi, citando la diretta di ieri sera, il Corriere.it, vi ricordo, porta questa dichiarazione che rischia evidentemente ora, avendo una platea di questo tipo, di innescare ulteriori polemiche. Dunque il sindaco di Limena dice, Cristian Arboit, è pronto? Allora lo sentiamo. Sindaco Tonazzo, aggiornamenti sul cluster di Limena, quanti casi ad oggi e come si sta evolvendo la situazione? Allora, la buona notizia è che non abbiamo casi in più, siamo a 7 asintomatici domiciliati in quarantena fiduciaria e 1 ospedalizzato a Padova, quindi questo insomma in qualche modo ci fa ben sperare. La bambina di 8 anni sta bene, ancora asintomatica. Come invece verrà gestita la questione della scuola Petrarca frequentata dalla bimba? Ci mancherebbe, sta benissimo, siamo in contatto con la famiglia, è giusto anche ricordare che sono residenti a Curtarolo, però vivono praticamente a Limena, quindi frequentando la scuola primaria Francesco Petrarca, si deve dire perché a breve andremo a fare appunto un'ordinanza, più che noi la Regione Veneto e noi la faremo rispettare, e quindi la scuola Petrarca sarà chiusa anche la settimana prossima e probabilmente la riapertura sarà il 9 marzo. Attendiamo però l'ordinanza del governatore. Al momento, per come stanno le cose, da lunedì invece le altre attività del paese di Limena, a differenza di Vo, dove c'è l'altro cluster, il primo cluster Veneto, verranno riaperte, riprese? Assolutamente sì. Allora, diciamo anche che le notizie si rincorrono e Zaia sta chiedendo al Ministero della Salute un coordinamento per far riaprire tutto. Se riaprirà tutto in Regione Veneto, riaprirà anche Limena, perché Limena non è in quarantena, Limena continuano le attività e da lunedì ripartiranno le attività sportive e tutto ciò che ne consegue. È corretto però ricordare che il sindaco deve far rispettare l'ordinanza del governatore, quindi io come tutti i sindaci del Veneto stiamo attendendo il documento firmato dal governatore Zaia e dal ministro Speranza. Al momento, mi diceva, non c'è la necessità di fare i tamponi anche sugli altri alunni della scuola Petrarca, giusto? Sì, anche questo è proprio per tranquillizzare tutti e le persone che sono venute a contatto con il minore positivo sono state messe in quarantena fiduciaria, non è stato fatto a nessuno il tampone perché sono tutti asintomatici e quindi probabilmente tutti negativi. Questo è ciò che sta disponendo l'ufficio igiene del Dipartimento di Prevenzione. L'ultima cosa, mi diceva che ha sentito la famiglia della piccola, come stanno spiegando anche alla bambina quanto sta accadendo. No, allora io li sento solo perché faccio filtro anche con voi, siamo d'accordo, voi intesi i giornalisti, perché ovviamente ognuno deve fare il suo lavoro. Siamo comunque in attesa di notizie perché la persona ospedalizzata è un parente della bambina, è il nonno, e quindi noi vogliamo sapere come sta il nostro concittadino, veramente nella speranza che vada tutto bene, e comunque ci dicono anche che la minore è assolutamente asintomatica, sta bene, e quindi questa è la notizia positiva e da cui si parte. Il nonno invece è ancora ricoverato, giusto? È ricoverato e quindi è in terapia intensiva e anche lui speriamo che vada tutto bene. Dunque, così appunto dal sindaco di Limena abbiamo in diretta il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, che salutiamo e ringraziamo. Marinese, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora,
È arrabbiato, è deluso, è preoccupato? Cosa ci dice? Ma che cosa devo dire? Di venerdì? Abbiamo il weekend davanti, dobbiamo essere ottimisti. Solo i pessimisti non fanno fortuna, ho capito. Però il dato è preoccupante per quanto riguarda... Ora, noi citavamo l'intervento del governo con il decreto di oggi che intende aiutare le imprese, aiutare l'economia dei territori. Quali sono le richieste? Lei ci crede? Quale effetto potrebbe avere? Guardi, io onestamente, Ferdinando, inizio a essere stufo, perché vi racconto un episodio, vi racconto 2 dati e poi lo trasformo con uno spot. Prima vi dico lo spot e poi vi trasformo il dato. Ci hanno tolto la speranza. È il titolo che userebbe? È il titolo che utilizzerei, proprio, ce l'hanno tolta la speranza. Poi non so se speranza ce l'ha tolta Speranza o ce l'ha tolta qualcun altro. Io le racconto questa cosa qua. Rapporto Germania, 80.000 influenze, 40.000 soltanto nelle ultime 2 settimane, 13.300 ricoveri, più di 130 purtroppo deceduti, 17 coronavirus, di cui uno che ha 25 anni l'ha contratto in Italia perché è andato a Milano. Ora io dico, ma quanto siamo imbecilli? Ci siamo fatti male da soli, dice? No, non ci siamo fatti male da soli, ci hanno tolto la speranza. E allora adesso si devono prendere la responsabilità, perché quando a un certo punto noi perderemo 50 miliardi, voglio vedere chi ha il coraggio di dire è colpa del coronavirus. E quando prenderanno i soldi dai conti correnti delle persone o faranno la patrimoniale, guai chi si permette a dire che è colpa del coronavirus. Presidente, però sai che io la sento arrabbiato, lanciare una cosa di questo genere è preoccupante da morire per i nostri cittadini. Ma Ferdinando, non è un fatto di cittadini, non è un fatto di essere preoccupati. Io le dico adesso, in riferimento proprio alla situazione normale, cercando di essere pacati, abbiamo avuto alberghi che hanno perso la stagione. Venezia, tra l'acqua alta e il coronavirus, ha perso un anno. Sì. Centri storici svuotati, commercianti che hanno visto chiuso le proprie attività, centri commerciali svuotati. Io dico, come anche un piccolo commerciante, un piccolo artigiano, in un momento in cui c'è una contrazione economica forte, perché sappiamo che comunque non cresciamo, come fa a recuperare un mese e mezzo? Certo. Quello non lo recuperiamo più. Quello non lo recuperiamo più, lo dicevamo poco fa, no? Cioè che con tutti gli interventi che può fare il governo... Allora si faccia 2 calcoli, facciamoci insieme 2 calcoli. Se non recupera un mese e mezzo, considerando che comunque stava crescendo poco, un mese e mezzo vuol dire che minimo perderà il 10% del proprio fatturato. È matematica, Certo. E lei dice la Germania, che è messa peggio, che ha tutta una condizione peggiore di numeri, di dati, di contagi, eccetera, lì invece cosa sono? Più abili di noi? Nascondono le notizie? Non sono tafazzisti come noi, allora, se dovessimo citare... La chiamano per quella che è un'influenza. La chiamano per quella che è un'influenza. Noi abbiamo visto, quando è scoppiato il coronavirus in Cina, delle immagini veramente impattanti, persone che erano scafandrate, medici scafandrati. Abbiamo visto immagini veramente rilevanti, con dei dati altrettanto impressionanti. Noi abbiamo avuto delle influenze, per carità, c'è molto contagio, però abbiamo avuto delle influenze.
ed è per l'80% dei casi, da quello che dicono i medici, non è che lo dico io, si supera in maniera autonoma. Non abbiamo avuto tanti ricoveri. Allora Presidente, visto che lei è sanguigno ed è chiarissimo... Io non sono sanguigno, vede qual è il fatto? Qui non si tratta di essere sanguigni. No, racconta rischi e fatti concreti. Io sono italiano, io sono italiano e mi sento offeso e ci metto la passione di essere ritenuto in Europa e al mondo un untore e mi preoccupo della salute dei miei connazionali e dall'altra parte mi preoccupo anche della salute psicologica che si traduce anche in sopravvivenza, cioè i soldi, il lavoro serve per vivere, non è un hobby. Quando glielo togli, questo hobby non è un hobby, gli togli la salute psicologica, perché io chiedo a chiunque, ecco perché ci metto la passione, se perde il lavoro, se psicologicamente è una persona serena. Certo. Peggio che farsi qualche giorno Io di ho i l'influenza a casa. fornitori croati che mi dicono non veniamo in Italia a consegnarvi la merce. Ma scusate, ma la paghiamo o no? Ma quando blocchiamo la Lombardia, il Veneto, parte dell'Emilia Romagna, la paghiamo o non la paghiamo? Stiamo parlando di 1.000 miliardi di PIL. Senta Presidente, con chi in questo momento sa che ce la dobbiamo prendere, col livello locale, col livello nazionale, con i giornalisti, con l'estero, di chi è la colpa è difficile poi capire, no? Tutti insieme nessuno. Allora, il fatto che un governo... il fatto che un governo si riunisca tutto intero per paura di non farsi trovare preparato, per paura di non farsi attaccare dalla politica degli altri, eccetera, riunisca tutti i ministri, tutti i governatori, tutti quanti, cioè dove si è innescata questa paura di affrontare bene o male quello che stiamo raccontando da giorni? Essenzialmente, guardi, si è innescata da un elemento fondamentale. Si è scivolati su una buccia di banana. Molte volte quando devi prendere delle decisioni, automaticamente ti fai coinvolgere e può essere che ti fai travolgere. Questo governo si è fatto travolgere e l'ha gestita peggio. E così anche molti governatori l'hanno gestita peggio del peggio. In italiano, per i colpi, più peggio di così si muore. Certo. Per i molti colpi, perché il più peggio lo dico proprio apposta. Allora, il tema fondamentale adesso, e io il sabato 22, il giorno del mio compleanno, quando è scoppiata tutta questa gestione, l'ho detto, bisogna andare in Europa adesso e sbattere i pugni sul tavolo, perché le misure che vengono fatte, per carità, sono importanti, ma noi abbiamo una coperta che è molto corta, perché già crescevamo poco. Il prossimo anno molte aziende avranno una caduta, una flessione del proprio fatturato, molti commercianti avranno una flessione del proprio fatturato. In una situazione in cui accedere al credito sarà difficilissimo, sarà sempre più difficile. E allora bisogna andare in Europa e sbattere i pugni sul tavolo, uscire con un decreto e per esempio bloccare i sistemi di rating almeno per un anno. Bloccare Perché quando lei arriva... Bloccare i sistemi di rating, cioè la valutazione... Questo è il primo. La seconda cosa, abbiamo pochi soldi, è inutile che ci mettiamo a fare manovre noi che abbiamo pochi soldi, aumentiamo il debito e aumentiamo la pressione fiscale, perché alla fine da qualche parte i soldi dobbiamo prenderli. Siamo stati attratti da una calamità naturale, purtroppo abbiamo avuto il coronavirus e allora, dato che l'abbiamo avuto, lo dobbiamo sostenere e lo possiamo soltanto sostenere con la comunità europea e perciò dobbiamo
fare un accordo con la Comunità Europea che Presidente, io ho stima di lei, ma Bruxelles ha detto di mettere in isolamento i nostri europarlamentari, Presidente. Ma dov'è l'Europa? Ma di che Europa parliamo? Ferdinando, qui il ragionamento, io lo so bene, mi vuole provocare di venerdì. No, guardi. Lo so bene che però alla fine noi siamo soggetti al rating, tutti noi, anche il nostro paese. Certo. Perciò siamo soggetti cioè a una bloccarli per un tot di mesi, questo è un appello molto forte e chiaro, per esempio, su una cosa da fare, certo, chiarissimo. Ma scusi, abbiamo 2.500 miliardi di euro di debito. E noi dobbiamo arrivare a un certo punto che il nostro, come si fa in qualsiasi azienda del mondo, si fa per cause straordinarie, si fa una ristrutturazione del debito. Sì. Abbiamo venduto i BOT e CCT, io so che alla gente non interessa, però poi alla fine quando aumentano le tasse uno si chiede il perché e poi al voto si vede l'espressione. Abbiamo venduto il BOT e CCT a tasso interesse negativo, vuol dire che chi ci ha dato i soldi non ne prende in più, ne lascia qualcosa in più. Certo. È come se domani mattina noi mettessimo in conto corrente un deposito di 1.000 euro e dopo 10 anni ci venissero restituiti 980 euro. Sì, certo. Allora, ci rendiamo conto che dobbiamo fare una cosa straordinaria, che va bene il decreto di aiuto alle imprese, ai commercianti, ma siamo in questo momento ancora più vulnerabili e più poveri, e non è che togliendo le ordinanze dei governatori da domani mattina l'Italia parte e perciò partono le consegne, riparte l'attività ordinaria, la gente esce come se nulla fosse accaduto. Certo. Io ieri sono andato a una riunione, le racconto questa cosa che fa sorridere, perché la farà sorridere. Le chiedo un flash però, Presidente, solo un flash su questo, prego. Un flash, ho dato il mio biglietto da visita, non l'hanno voluto prendere. Perché temevano fosse infetto, chiarissimo. Dov'era questa riunione? Posso chiederle solo questo? No, lasci perdere dov'ero, perché poi alla fine è capitato questo. Chiarissimo. Io ho raccontato un episodio simile questa mattina a Trieste, invece è capitato, stavano lontani da me, io sono sempre stato qua chiuso in studio. Vabbè, che poi scusi, non è stata solo una riunione, in più occasioni, perché anche stamattina mi è capitato. Certo. C'è una psicosi importante. Ma lunedì io mia figlia la mando a scuola, ma quanti la manderanno a scuola? Ma è esattamente questo che le volevo dire, perché noi ne discutiamo oggi, ma poi se riaprono le scuole e non li mandiamo a scuola, perché poi è questo, no? Questa è la ricaduta, il problema è ormai diventato alla fonte, cioè se domani riapriamo tutto, salta l'ordinanza, non importa più, non è che le aziende si riprendono subito, è questo il problema più grande che lei infatti ha sottolineato opportunamente. Grazie Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Rovigo, grazie davvero. Allora, Ilaria Marchiori con Simone Venturini, lo vedo assessore, credo, immagino, abbiano anche sentito le parole del Presidente Marinese, no? Poco fa. Il governo si è fatto travolgere, l'ha gestita pure peggio, ci hanno tolto la speranza, cioè qua adesso l'appello è anche sospendere il rating sul nostro paese in particolar modo, sulle nostre aziende, bloccare il sistema di rating perché da domani comunque se tutto riparte siamo comunque più vulnerabili e più poveri. Ilaria. Sì, eccoci qui, siamo riusciti a sentire alcuni stralci perché come hai detto anche poco fa la linea va e viene e così anche il campo dei cellulari, però sì, forse riusciamo insieme all'assessore alla coesione sociale e all'attività produttiva del Comune di Venezia Simone Venturini a commentare alcune delle parole che abbiamo sentito da parte del Presidente Marinese. Sì, siamo anche noi molto preoccupati per l'impatto economico, il contagio non sarà solo appunto
quello biologico, ma sarà un contagio economico. Partirà subito con effetti grossi sulla filiera turistica, Venezia, ma tutto il litorale e tutte le nostre città d'arte, sulla filiera commerciale di quelle città, ma anche il sistema industriale rischia di essere seriamente compromesso, e sia perché in qualche modo la nostra industria vive in funzione anche della Cina e degli altri mercati esteri, e la Cina è un mese che è ferma, sia perché anche la nostra catena logistica è abbastanza rischia di essere abbastanza compromessa. Quindi davvero dobbiamo attivare quanto prima, lo chiediamo da 3 giorni al governo, un tavolo d'emergenza parallelo a quello della sanità, un tavolo sulla salute economica del nostro paese, perché se Lombardia e Veneto rallentano, si ferma l'intero sistema paese. Allora è quanto più urgente fare subito un tavolo con provvedimenti urgenti per l'economia, che vuol dire dare ammortizzatori sociali straordinari, la cassa integrazione in deroga ad esempio per la filiera turistica, ma anche in qualche modo lavorare con gli altri paesi europei e con il resto del mondo per capire come dare uno shock a questa situazione. Non facendo nulla rischiamo di non rialzarci più dopo se andiamo avanti in questa maniera. Ecco, l'assessore questa mattina ha effettuato insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro un sopralluogo in determinati istituti scolastici, soprattutto poi all'ospedale civile di Venezia Santi Giovanni e Paolo, dove poi avete visto anche vengono effettuati proprio i tamponi, e quindi ci voleva un po' aggiornare su questo sopralluogo, visto che comunque è una notizia di oggi fresca. Sì, questa mattina, anche per dare un'immagine tranquilla, che poi è quella veritiera e quindi non fare allarmismo, col sindaco siamo stati in alcuni luoghi simbolo, i terminal dove passano un sacco di persone, quindi Piazzale Roma e Stazione di Venezia, dove sono in corso da giorni interventi di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione tramite gli operatori di Veritas e della ditta Dusman che cura la pulizia per la CTV e per il gruppo AVM. Siamo stati poi in una scuola materna, una delle 18 scuole materne del Comune di Venezia, che insieme ai 27 asili sono oggetto in queste ore di pulizia straordinaria. 260 nostre operatrici sono in questi momenti nelle scuole a igienizzare e sanificare completamente le scuole del Comune di Venezia. E poi siamo stati anche all'ospedale civile di Venezia, sia per ringraziare tutto il personale, dal direttore Girotto a tutta quanta la struttura, sia anche per dimostrare che l'ospedale è pienamente funzionante, i servizi operano, sono appunto in piena funzione, e per appunto dare un segnale di tranquillità, nel senso che se entra il sindaco, l'assessore e tutto lo staff dentro i reparti vuol dire che non c'è alcun tipo di rischio particolare, non c'è nessuna situazione fuori controllo, anzi è un ospedale che sta lavorando bene, con le difficoltà del caso certamente, ma con la massima professionalità. E quindi era un messaggio da un lato di ringraziamento agli operatori, che non finiamo appunto mai di ringraziare per cosa stanno facendo in questi giorni, dall'altro anche un segnale di positività che va data, perché se è vero che c'è un problema legato al virus nel paese, ma anche in Europa e nel mondo, è anche vero che la situazione deve essere ricondotta a quella che è la realtà. Non possiamo fare una narrazione che rischia di fare più danno del danno in sé. Ecco, Ilaria. Assessore, c'è anche una notizia. Ilaria, sì. Scusami, solo qualche istante per darvi un esempio. Sì. 100.000 euro di danni dall'annullamento dell'antica fiera di Godego, giusto per essere chiari, si sarebbe tenuta da domani 29 febbraio a lunedì 2 marzo. Avevamo dato notizia nei giorni scorsi dell'annullamento. Paola Guzzo dice: confidiamo su un fondo con misure economiche di urgenza da parte della Regione Veneto e dello Stato italiano, 100.000 euro di danni solo per l'annullamento della fiera. Prego Ilaria, per capire il peso poi. Sì. Ecco, sì, stavamo proprio commentando anche questo. Sì, sul tema dell'economia è evidente che ci servono misure governative forti, ammortizzatori sociali in deroga, interventi speciali per dare alle imprese la possibilità di assorbire l'onda d'urto. Dall'altra parte, a livello locale stiamo facendo il massimo per raccontare alla stampa estera in questi giorni che Venezia non è una ghost town, non è una città fantasma, è una città i cui servizi funzionano, e abbiamo annunciato che lunedì mattina in una giunta straordinaria di mattina presto dilazioneremo le rate e le scadenze per il pagamento di alcune tasse. Ecco, questo evidenziamolo bene perché è proprio una notizia di adesso. Fresca, abbiamo appena deciso, il sindaco ha voluto dare queste indicazioni alla giunta. Scusa Ilaria. Domattina approveremo un provvedimento per rimandare. Sì, mi chiedono di ripeterlo. Sì, è molto importante questo per quanto riguarda i cittadini del Comune di Venezia. Rimanderemo alcune scadenze, in particolare per la Tari, per famiglie e imprese, e la CIMP
CIMP e la COSAP per le imprese, che sono la tassa sulla spazzatura e igiene urbana, la tassa che sarà rinviata a maggio, a metà maggio invece che pagarla a metà marzo, e la tassa per le occupazioni di suolo pubblico, cioè la COSAP e la CIMP per i canoni pubblicitari, saranno rinviate le scadenze per il pagamento di questi giorni, in modo da dare la possibilità di avere un po' più di ossigeno. Lunedì usciranno tutti i dettagli, sono già pubblicati alcune anticipazioni sul sito del Comune di Venezia e appunto sui siti ufficiali, e è un tentativo di dare un minimo di ossigeno, sapendo quelli che sono i poteri dei comuni e quello che potrebbe invece fare lo Stato. Però ecco, andiamo in quella direzione e stiamo lavorando fortemente sui canali comunicativi italiani e stranieri per raccontare una Venezia, non una Venezia chiusa, sigillata o chissà cosa, ma la Venezia reale. Stamattina abbiamo fatto un sacco di giri per i sestieri di Venezia e devo dire che sì, c'erano meno turisti, c'era qualcuno con una piccola mascherina bianca, ma si contavano sulle dita di una mano. Ilaria... La città era pienamente operativa, i battelli funzionavano, le merci giravano, quindi non c'era bisogno di creare, dipingere una situazione che non è quella reale. Se puoi riferire all'assessore, cioè ci mettiamo subito dalla polemica, rilanciarla, rinviarla non vuol dire cancellarla, no? Quindi comunque chi guadagna meno adesso e guadagnerà meno nelle prossime settimane perché l'effetto è lungo, non significa cancellarla, quindi mettiamoci subito un po' di polemica anche su questo. Dice, mettiamoci subito un po' di polemica. Perché... Oggi abbiamo voglia di fare polemica. Ma no, perché i cittadini poi dicono questo, no? Ce lo scrivono. Che è venerdì. Sì, voi sapete che i comuni agiscono in un quadro normativo ben definito. Certo. È evidente che per fare alcune scelte più profonde e più radicali serve questo quadro normativo. Oggi questo quadro normativo non c'è, quindi non è facoltà dei comuni annullare le tasse in questa maniera, anche perché sennò la Corte dei Conti ci chiamerebbe subito a rispondere il giorno dopo. Cioè, noi possiamo fare quello che il quadro normativo ci dice di fare. Abbiamo potuto fare il rinvio. Certo è che ci aggiungiamo a tutti quelli che stanno chiedendo al governo di approvare un pacchetto di aiuti emergenziali che riguardi da un lato un supporto economico e dall'altro dei particolari ammortizzatori alle imprese. Quello sicuramente lo stiamo facendo e lo faremo al massimo. Anche perché non vorrei essere ripetitiva insieme anche all'assessore nel ricordare che questo non è il primo colpo che sta subendo la città, perché era già stata colpita dall'acqua alta, dalla marea eccezionale dello scorso 12 novembre e da quello che poi ne è conseguito, quindi è un doppio lavoro. Sì, è un doppio lavoro perché ci stavamo giusto rialzando da quella ondata, perché purtroppo la comunicazione internazionale funziona non bene come funziona Antena 3 Rete Veneta, funziona nel senso che passano le immagini di Venezia ancora allagata quando si parla di Venezia alle volte, quando va spiegato che l'acqua 6 ore ecco, gli manderemo un po' di immagini d'archivio nuove. E quindi la fatica di questi mesi era spiegare appunto al pubblico internazionale che la città era tranquillamente visitabile nonostante quell'episodio dell'acqua granda di novembre. E così oggi i media internazionali ovviamente non vanno a distinguere Voeuganeo, Limena, non vanno a Dolomira, vanno a Venezia. Venezia ovviamente è conosciuta in tutto il mondo e quindi le immagini di Venezia fanno il giro di tutto il mondo. Ogni volta che si parla dell'epidemia, tra virgolette, in Veneto e Lombardia, mettono l'immagine del Duomo di Milano e del Ponte di Rialto. Simbolo. E questo fa un danno di immagine notevole, anche perché è in questi giorni che il cliente straniero acquista i pacchetti per le sue vacanze pasquali o estive, e questo danneggia fortemente l'economia. Allora, se non ci sono altre domande dallo studio, un'altra cosa. Ilaria, ringrazialo. Sicuramente l'avete già detto. C'è stata. No, ma ringrazialo perché è stato, diciamo, puntuale nel rispondere all'eventuale polemica. Davvero ringrazialo, perché noi ponevamo l'accento su quello, perché rinviare non significa cancellare. Ma fai pure tu, Ila. Ringrazio voi per il servizio che state facendo in questi giorni, che è veramente prezioso e ci consente di raccontare ai cittadini una realtà che spesso non è quella che altri giornali o altri canali comunicativi raccontano. Ecco, quindi insomma sì, anche noi ringraziamo, perché significa che il nostro lavoro viene apprezzato. No, dicevamo, c'è stata un'operazione della polizia locale per quanto riguarda un locale, scusate la ripetizione, a Mestre adibito a moschea. Sì, non ci facciamo mancare niente. Questa mattina la polizia locale è intervenuta registrando un affollamento di circa 200 persone in un locale non idoneo a ospitarne così tante, men che meno in questo momento con l'ordinanza in vigore, e quindi ha sospeso una cerimonia religiosa di rito islamico in corso,
ha ovviamente fatto sgomberare completamente lo stabile e ha notificato insomma, i provvedimenti di competenza per il responsabile, per l'imam di turno, che sarà appunto poi oggetto di un percorso di indagine ed eventualmente di ulteriori provvedimenti che l'autorità giudiziaria vorrà prendere. È un segnale di come comunque il territorio è controllato. In questi giorni stiamo controllando fortemente il territorio per evitare da un lato situazioni come questa che possono succedere e devono essere in qualche modo interrotte prima che diventino poi già avviate, e dall'altra parte però anche dimostrare alla città che le forze dell'ordine, tutto il sistema dell'apparato dello Stato e della città funziona alla grande. Noi non abbiamo avuto un contraccolpo sui nostri servizi comunali, parlo di Veritas, parlo di ACTV, parlo delle centinaia di operatori sanitari che vanno ogni giorno in casa dei nostri anziani per garantirgli l'igiene, la possibilità di alzarsi dal letto, le case di riposo. Tutto questo sistema sta funzionando alla grande perché siamo un popolo concreto, siamo una regione efficiente, siamo una città che quando è da fare ci imbocchiamo le maniche sapendo che i pensieri possono esserci, e quindi anche la difficoltà alle volte è comprendere lo stato d'animo della persona che va a effettuare un servizio e rassicurarlo. Questo è il nostro compito, ben sapendo che poi i comuni devono fare il loro mestiere, i medici devono fare il loro mestiere, gli esperti scientifici devono fare il loro mestiere. Se ognuno fa il suo mestiere, questo paese forse potrebbe andare meglio. Non politici che si improvvisano medici che fanno i politici, ognuno deve fare il suo. Allora noi dobbiamo ascoltare i pareri degli esperti e fare delle scelte sulla base di questi pareri scientifici, e ognuno deve fare il suo. Ilaria. E se ogni cittadino fa il suo ne usciamo tutti quanti bene. Chiarissimo, chiarissimo davvero. Salutiamo Simone Venturini e ringraziamolo. Torniamo da te tra poco. Volevo farvi vedere, a proposito, fate girare questi video, Cristian, Italo, possiamo andare sul computer. Padova non si ferma, adesso piano piano tutti quanti posteranno questo video, immagino Ilaria poi anche Venezia, quindi se Simone Venturini ci può fornire il video che riguarda Venezia, vediamolo. Così dunque per Padova non si ferma. Adesso vediamo subito Limena, mi sembrava, no? Vado a memoria, Cristian, esatto, andiamo a vedere la cronaca da Padova, poi ci ricollegheremo ancora con Valentina Visentin, vediamo Limena. Ciao a tutti. Limena non è chiusa, non è in quarantena, adesso facciamo un giro per qualche negozio e ve lo faccio vedere. Buongiorno. Buongiorno. Siete aperti qua? Sì, qua è aperto. Boh, dammi le braghe ora. Ok. Tieni. Grazie, ciao Manuela. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ma qua siete aperti? Assolutamente sì. Boh, ora dammi la spesa. Grazie. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mattino. Ecco qua lei. Siete aperti oggi? Ovvio che siamo aperti, sempre aperti. Boh, che magariamo. Ciao, grazie. Ciao. Buongiorno. 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 Pronto caffè? Pronto caffè. Grazie. Prego. Qua siete aperti? E certo che siamo aperti. Boh, intanto vi bevo il caffè. Vi aspettiamo? Buongiorno. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ciao Sara. Buongiorno. Guarda la bottiglietta. Sì. Bene. Eccola qua. Siete aperti voi? Siamo aperti. Perfetto. Eccoci qua. Ciao. Ciao, Grazie. ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Enrico. Ciao carissimo. Come è messa la mia camicia? Tutto bene? Boh, ma siete aperti? Sempre. Boh, allora se lavora ancora. Certo.
Le attività di Lima sono tutte aperte, non c'è quarantena, non ci sono chiusure, quindi vi aspettiamo e buono shopping. Allora in attesa, bello giusto anche per mostrare appunto Limano non si ferma, ma era già contenuto nel Padova non si ferma di poco fa, quel video che vi ho mostrato, vi ricordo tra 2 ore il governatore Luca Zaia sarà ancora qui. Certo, questa apertura del Corriere.it non aiuta chi ha ripreso questa notizia probabilmente anche nei rapporti internazionali. Chi c'è adesso la regione Lombardia in collegamento, la difficoltà in diretta concreta sul fronte coronavirus per quanto riguarda i 51 ricoverati, mi pare solo in un... possiamo far vedere un flash e poi andiamo agli asili nido senz'altro, per la situazione dei ricoveri anche in Lombardia, lì una situazione di criticità c'è, possiamo sentire? Devo togliere un metro audio, che devo fare? Al governo a fare una proposta che non sia figlia soltanto delle riflessioni di Regione Lombardia, ma che sia figlia di un pensiero scientifico forte. Regione Lombardia si muove solo sulla base di dati scientifici, sulla base di valutazioni che vengono fatti gli esperti, perché se dovessimo, come chiedere ai lombardi di fare ancora un sacrificio per qualche giorno, lo chiediamo sulla base delle valutazioni dei maggiori esperti e perché il sacrificio di oggi possa servire a voltare pagina al più presto. Mantenere per un'altra settimana la sostanza delle misure di contenimento già attuate, sia quella nei comuni della zona rossa che quella prevista in tutta la regione, perché solo con 14 giorni che corrispondono al tempo di incubazione potremo infatti capire se le misure permettono di passare dalla diffusione 1 a 2 a una diffusione 1 a 1. E poi pensiamo chiaramente di avviare una campagna di sensibilizzazione dei cittadini per far comprendere che quello che stiamo facendo e magari anche la necessità un pochino di adottare misure di attenzione nelle prossime settimane nasce assolutamente dalla necessità poi di stare meglio tutti. Proteggere poi i nostri ospedali dalla diffusione interna del virus, è valida la misura di effettuare i tamponi all'ingresso delle patologie respiratorie e proteggere il personale con idonei dispositivi, e questo è quello che abbiamo fatto. Quindi questa è la nostra riflessione, questa è la nostra proposta, che poi si dettaglia anche con alcuni aggiustamenti o mitigazioni rispetto alla delibera, all'ordinanza, al DPCM di domenica scorsa, ma oggi il tema è quello di avere un conforto rispetto alla strategia che Regione Lombardia, in primis il Presidente, ha deciso di proporre e di mettere all'attenzione dei nostri esperti. Grazie. Avete capito? Mica una cosa da poco, certo mitigazione della prima ordinanza, ma di fatto mi sembra di intendere che la Regione Lombardia chieda di proseguire con una settimana ulteriore. Non è mica una cosa da poco, certo alleggerimenti ve lo voglio ricordare ancora, ma se la Regione Lombardia, la locomotiva d'Italia, dice di andare avanti e abbiamo un problema serio sul fronte dell'economia, non è una cosa di certo da poco. Prima della pubblicità possiamo vedere quel servizio sull'asilo nido Padova? Va bene, vediamolo. Perché un servizio prezioso per la comunità come il piccolo asilo nido da 20 posti ha dovuto chiudere per il coronavirus e le palestre o i centri commerciali no? Perché si sono messi in difficoltà i genitori che lavorano e che in questi giorni stanno facendo le acrobazie per far seguire i loro figli? E le 6 donne che lavorano in questo centro educativo e che da lunedì sono a casa? Elisabetta Rampazzo ci apre le porte dei locali del micronido di Sant'Agostino di Albignasego, locali che da lunedì sono silenziosissimi. Ma nel silenzio scorre il fiume in piena delle domande sue e dei genitori, una su tutte. Se l'ordinanza viene prorogata noi avremo il problema soprattutto per le famiglie che non sapranno dove mettere i propri bambini, e quindi io sono molto preoccupata per le famiglie dei miei bimbi. E poi ho una difficoltà comunque anche personale, perché comunque ho 6 dipendenti e perciò mi metterebbe in ginocchio questa difficoltà, per cui ecco, questo è il motivo della mia preoccupazione. Mi auspico che l'ordinanza venga rispettata con la data di riapertura del 2 marzo. Perché è sempre così difficile per chi governa capire i problemi delle famiglie e agevolare la vita di tutti i giorni? Come avranno mai fatto i genitori a gestire i loro bambini? In questa settimana avranno pur portato fuori i bambini, penso in un centro, anche andare in un centro commerciale o comunque andare in palestra o comunque a contatto con i nonni, e quindi credo che ci siano un po' delle
discordanze su questa cosa, questo non me lo sono riuscita a spiegare, devo dire la verità. Allora l'auspicio per sbloccare questa situazione è che lunedì 2 marzo il Chiricù e gli altri centri per l'infanzia possano riaprire. Quello di cui c'è necessità, e io lo avverto fortemente, è di tornare presto a una normalità. Ecco, questo. E quindi di poter riaprire quanto prima anche il suo micronido. Certo, io mi auguro che lunedì possiamo tornare alla normalità, riaprire, riaccogliere i nostri bambini e tornare a lavorare perché ne abbiamo bisogno.